Buonasera a tutti. Oggi il titolo della sessione è dalla periferia, dal centro alla periferia, se no, sì, fra centro e periferia, politiche del territorio. Il prossimo forum sarà, prossimo e ultimo, sarà il 14 di novembre, sempre alle ore 15. Parteciperà il professor Giorgio Rott, preside della Scuola Politecnica, Benedetto Rocchi dell'Università di Firenze e Elisabetta Trovatore, direttore scientifico dell'ARPAR. Passo la parola alla moderatrice di questa sezione, la professoressa Cavalletti, e auguro a tutti un buon ascolto. Prego. Grazie mille. Mi fa molto piacere moderare questa seconda sessione perché parla di territorio e parla, secondo me, di un tema veramente di grande interesse, che è quello degli equilibri difficili, no? Fra il centro e la periferia, fra il territorio, perché il territorio... E parla di equilibri difficili che sono di interesse, credo, per un pubblico vasto, nel senso il pubblico degli addetti ai lavori, gli studiosi, ma semplicemente i cittadini, la popolazione, no? Perché il territorio è un luogo dove insistono interessi diversi, interessi che in qualche modo confliggono anche tra di loro, no? L'uso del territorio, la conservazione del territorio. Sicuramente gli interessi alla conservazione del territorio, che vuol dire conservazione del capitale naturale, quindi vuol dire conservare la base ecologica che consente qualunque sviluppo economico e anche della società, quindi anche sociale. D'altra parte, l'uso del territorio è l'uso a vantaggio della produzione, del consumo, quindi l'uso produttivo del suolo. E però anche la cittadinanza, la popolazione, perché vive il territorio e ha interesse a che cosa? Ma moltissimo alle connessioni, secondo me, no? A connessioni che vogliono dire vicinanza ai servizi pubblici in particolare, la vicinanza ai servizi dell'educazione e della sanità, ma le connessioni, cioè le connessioni, i trasporti di tutti i tipi che collegano un luogo con un altro, le connessioni anche digitali, no? Nel periodo del Covid abbiamo sicuramente visto con grande evidenza che c'è un divide, c'è una differenza tra i territori, ecco perché tra centro e periferie. C'è una differenza tra i territori a tutti i livelli, perché c'è tra paesi nel mondo, c'è tra regioni diverse all'interno di uno stesso paese, c'è persino tra aree diverse all'interno di una stessa regione, le aree rurali, le aree urbane. Ed ecco che torna il tema delle periferie, del legame tra il centro e le periferie, in un contesto, quello del territorio, che vive questa contraddizione fra la conservazione e l'utilizzo. Un utilizzo spesso, insomma, dissennato, come vedremo anche negli interventi. Quindi 3 relatori che ringrazio per aver accolto l'invito, che ci portano 3 testimonianze, 3 riflessioni a questo tema che mi sembrano molto molto interessanti, ciascuno per la sua parte, toccando questo fil rouge che cercavo di raccontare. Quindi il tema è quello di equilibri difficili che però dobbiamo per forza perseguire perché sono la soluzione e sono quelli che dobbiamo trovare. Non voglio rubare altro tempo e voglio presentare il primo dei relatori di quest'oggi, che è Alfonso Bellini, che è stato docente di geologia all'Università di Genova e che ha affiancato la sua carriera accademica con una carriera di consulente a livello nazionale proprio sul problema del dissesto idrogeologico e che quindi ha collaborato, ho visto, con tantissime procure, non solo nella nostra regione, ma proprio in tutta Italia, proprio su questo tema, e che ci porta oggi un contributo che ha il titolo Il debito ambientale, che se non sbaglio è il titolo di un libro che sta scrivendo e che è di prossima uscita e che ci racconta proprio come l'azione da una parte, ma anche l'inazione, perché anche il non fare ha delle conseguenze, quindi come il fare e il non fare, nel modo in cui è stato perseguito, no, dalla fine della seconda metà del Novecento ad oggi, abbia portato a creare un debito crescente con l'ambiente, di cui però ora si manifestano i costi, no? Nei danni, in tutto quello che vediamo. Siamo proprio di questi giorni
le notizie di nuove alluvioni, ma non solo alluvioni, frane, esondazioni. Non rubo altro tempo e con grande piacere gli cedo la parola. Grazie. La nostra coordinatrice mi ha già anticipato una cosa, vi ha già detto cos'è il debito ambientale. Cosa intendo per debito ambientale? Intendo la sommatoria di tutte le cattive azioni e le trascuratezze che l'uomo ha fatto nei confronti delle diverse tematiche ambientali. Per quanto, accumulando appunto progressivamente un debito che la natura sempre più frequentemente adesso ce ne chiede conto. Per quanto riguarda l'aspetto idrogeologico che mi compete, l'uomo è intervenuto su due tematiche, l'aspetto idraulico e l'aspetto geologico. Sull'aspetto idraulico si è accanito sui corsi d'acqua. Allora, i corsi d'acqua hanno avuto dalla natura un semplice compito. Raccogli l'acqua che ti cade sul bacino, convogliala e scaricala in mare. Questo. Noi abbiamo fatto di tutto perché questa operazione diventasse difficile. Abbiamo agito in modo per ostacolare in mille modi questo semplice deflusso verso mare, facendo ponti troppo stretti o facendo soprattutto delle coperture, ne facendo di tutti i colori, ne vedremo alcuni casi. Per quanto riguarda l'aspetto geologico, quindi parliamo delle frane, non abbiamo ancora imparato ad intervenire sulle frane preventivamente, ossia quando stanno per cadere. Aspettiamo che cadano. Il nostro intervento è sempre a posteriori ed è sempre così. Tutte le volte che le frane vengono segnalate, come vi dirò, però non serve a niente. Interveniamo solo dopo. Con una legge del 1989 sono stati istituiti in Italia i cosiddetti piani di bacino, che sono praticamente delle radiografie che vengono fatte su tutti i bacini, individuando i punti critici, sia in chiave idraulica che in chiave di franosità. Il primo piano di bacino, approvato in Liguria, è del 1998, attinente al torrente Chiaravagna Sesti Ponente. Nei 4-5 anni successivi tutta la Liguria venne progressivamente coperta da questi studi di piani di bacino. Ebbene, leggendo questi piani di bacino si ricava come una specie di grido d'allarme, perché sono talmente tante le criticità che ogni bacino, non se ne salva uno, e presentano, che uno dice, ma cosa sta succedendo? Cosa può succedere adesso in questo caso? I problemi sono gravi. E poi abbiamo le risposte, cioè perché ci lamentiamo di alluvioni, di cose così? Proprio perché tutte queste criticità trovano ragione e diventano concrete. In tema di alluvioni, io nella mia esperienza professionale mi sono occupato di diverse alluvioni e ho visto che ci sono 6 causali sempre ricorrenti. Attenzione, la causale prima è la pioggia, chiaro che se non piove i nostri rivi, anche se sono malandati, non danno problemi, anzi sono la gioia delle famiglie dei cinghiali, quindi non ci danno nessun problema. Mentre per quanto riguarda, data per scontata la causa determinante della pioggia, io ho individuato 6 cause che servono a configurare l'evento. Cosa vuol dire? L'evento viene disegnato, configurato con maggiore o minore intensità in funzione dell'effetto che queste 6 cause provocano sul territorio. E queste 6 cause sono tutte dovute a noi. Le vediamo? Ho fatto questo schema. La prima a sinistra, stato di abbandono. Tutti sappiamo che abbiamo abbandonato progressivamente le parti medie e alte dei nostri bacini. Versanti che prima erano vissuti e curati, no? Adesso sono in stato di abbandono. Cosa vuol dire? Che se prima cadeva un muretto, il giorno dopo il contadino lo rimediava a protezione del proprio terreno, adesso se cade un muretto si lascia stare e la pioggia successiva cade il secondo, il terzo, il quarto e così via. Vengono distrutte tutte le opere di disciplina idrica del versante. Il risultato è che le piogge scendono con quello che noi chiamiamo riscialamento selvaggio, scendono come capitano e portano giù tutti questi detriti dovuti ai crolli dei muretti e alle frane e compagnie belle. Questo è l'innesco della farnosità, praticamente. Il povero rivo che è laggiù in fondo, che prima riceveva acqua e fango, adesso si vede arrivare tutto sto pietrame che arriva giù sotto e quindi comincia ad avere una piccola prima turbativa. Dice, cosa succede qua? Quindi sta cambiando questa situazione. Secondo caso, vulnerabilità della copertura vegetale, che è un po' una conseguenza della prima.
nel senso che i nostri boschi abbandonati soffrono di diffuse fitopatologie. Alberi seccono, marciscono, cadono, diventano fragili. Piogge battenti trascinano tutta forma di tronchi, legnami, tutto quello che riescono a avere, questo legno, chiamiamolo così, che anche questo arriva giù al rivo, il quale si vede arrivare anche questa roba. Questa roba va a costituire il cosiddetto flottante, ossia quando c'è la piena non entra nella piena, sta sopra come una crema che sta sopra, ma aumenta il volume della piena e quindi aumenta l'esigenza del corso d'acqua per andare a mare. Per dare un'idea di cosa come può valere questo aspetto, se mi fai passare la prossima. Questo qui è quello che ha tirato giù un torrente piccolo, il Chiaravagna, alluvioni Seste, 4 ottobre 2010, in sponda sinistra e sponda destra. Si mette bosco qua. Questo qui è stato, diciamo, sputato dal versante, dal torrente, quando si è trovato un'occlusione davanti e ha portato giù questa roba. Quindi immaginate in che stato sono i nostri boschi. Va bene? Passiamo, va bene, impermeabilizzazione dei versanti. Allora, Genova, ma non solo, estendendosi, va nell'interno e sale per i versanti. Va bene? Questo succede non solo a Genova. Cosa succede quindi? Che quando saliamo con le nostre urbanizzazioni, versanti che prima erano permeabili diventano impermeabili, case e strade ci mettiamo, no? Allora cambia la meccanica di deflusso dell'acqua verso il povero torrente che va giù in fondo, nel senso che mentre prima parte permeava e parte scendeva, adesso scende tutta velocemente. Non solo, non usa più per scendere il reticolo idrografico naturale, ma segue un reticolo idrografico artificiale che è quello delle strade. Le strade diventano torrenti perché il reticolo naturale è calpestato dalle frane, dalle case. E vengono torrenti e scendono giù. E sto povero torrente si vede arrivare un'altra variante. Prima arrivava l'acqua lenta, adesso noi queste cascate, no? Sparate, no? Per dare un'idea, il torrente Ferreggiano, che è diventato noto nell'alluvione del 2011 a Genova, all'inizio del Novecento aveva coperto da strutture impermeabili il 4% della superficie del suo bacino. All'inizio del Novecento 20%. Quindi capite che è una percentuale elevata. Capite quindi che cambiamento il povero torrente che si era già preso la terra, le pietre, si era già preso la vegetazione, si prende anche questa cosa qui, no? L'impermeabilizzazione sversante. Passiamo alla carenza di manutenzione. Allora, i nostri corsi d'acqua sono torrentizi per quanto riguarda la parte medio-alta e quindi prevalente attività erosiva, verso la foce tendono ad abbassare la pendenza e quindi tendono al deposito. Quindi è nella vita normale del torrente che progressivamente vengono giù materiali, si depositano nell'alveo e ne alzano la quota. Questa roba è un terreno ideale per lo sviluppo della vegetazione spontanea, erbacea, arbustiva e anche arborea. E i nostri rivi si coprono di verde. Questo qui è palese che questo può essere di effetto negativo. Mi fai vedere la prossima? No, quella. Sì, questa qui. Ho fatto questo schizzo per farmi capire. Nella parte azzurra, nel caso A, è la luce disponibile sotto un ponte. Se io permetto che si depositi quella sedimentazione e quella vegetazione, vedete come la parte azzurra si riduce. Quindi quel ponte riduce la sua officiosità, la sua capacità a far passare la piena. Non solo, ma la piena, che viene giù violenta, mobilizza questi terreni, mobilizza le terre, mobilizza la vegetazione e quindi si arricchisce ulteriormente di cose diverse dall'acqua. Quindi aumenta il trasporto solido e la vegetazione. Allora cosa bisogna fare? Facile a dirsi. Allora, dato che sappiamo che nei regimi normali abbiamo constatato che le piogge vengono d'autunno, poi proseguono poi d'inverno, poi rallentano, poi ci sono le nuove primavera, ma d'estate piove molto meno, allora io tutte le estati devo fare un piano di manutenzione e svuotare gli alberi da tutta questa roba qui, in modo che le opere idrauliche che ci sono possano funzionare al massimo delle loro capacità.
anche se sono insufficienti. Tutte le estate devo fare, invece non siamo capaci. Noi facciamo una manutenzione a spot ogni tanto. Io ho notato che spesso si fa una manutenzione dopo che sono comparse sul secolo tre lettere che lamentano la vegetazione nei corsi d'acqua. Va bene? Non si fa questo tipo di manutenzione e dovrebbe essere costante. Viceversa non si fa. Perché ho ricordato il periodo delle piogge? Perché il 90% delle alluvioni che hanno colpito la Liguria sono avvenute all'interno dei cosiddetti 50 giorni maledetti. Ultima decada di settembre, prima di novembre. Sono tutte lì, all'interno di questo periodo qui. Quindi lo sai che se succede questo. E allora in estate rendi i corsi d'acqua al massimo della loro capacità. L'attenzione non viene fatta. Dice costa molto. Certo che costa molto. Ma porca miseria, salvi delle vite. Quindi in qualche modo questi soldi dovrebbero essere trovati. Ne vai avanti. Presenza di asservimenti idraulici non a norma. E qui abbiamo una fantasia. Non c'è un ponte del Bisagno che sia a norma. Cioè, no, tutti i ponti sono stati fatti come è capitato. Cioè, gli studi idraulici erano casuali, diciamo così, e quindi abbiamo delle passerelle che non vanno bene. Cioè, leggendo i piani di bacino tu ti rendi conto, vedi degli elenchi che non finiscono più di opere idrauliche non a norma. Bene? Ma soprattutto poi siamo maestri nelle coperture. Nascondiamo i rivi, li copriamo. Sotto il centro storico ci sono 12 rivi, nessuno li vede, sono stati storicamente coperti. Va bene? Poi abbiamo coperto, da parte Bisagno, tante altre cose. Io mi sono divertito a misurare i tratti di corsi d'acqua genovesi coperti. Allora, premesso che i corsi d'acqua genovesi sono 100, no? Misurando tutti questi tratti, solo pochi hanno la possibilità di arrivare liberi a mare, hanno sempre dei tratti coperti, un totale di 150 chilometri. Quindi nel territorio comunale di Genova abbiamo 150 km di rivi coperti. Chi va a fare la manutenzione lì dentro? Nessuno. Nessuno. Perché la manutenzione, di cui parlavamo prima, si fa casualmente nei rivi aperti. Di sotto non ci va nessuno. Quando ci siamo andati, dopo certe alluvioni, per verificare certe cose, abbiamo trovato di tutto, motorette, frigoriferi, insomma, tutti infilati lì dentro, a ridurre sempre la capacità di queste. Ne sanno qualcosa i bolognesi, di recente, che hanno coperto per 7 chilometri un loro torrente che adesso si è un po' inquietato. Passiamo a... Aspetta, fammi vedere uno di questi, per farmi capire la presenza del non a norma. Vai. Sì, per farmi capire com'è la situazione. Questo qui è un rivo di Sestri Ponente, si chiama Cantarena. Come vedete ha le case a sinistra che fanno argine. Quindi quando questo qui si alza, entra in salotto. No? I ponti guardate come sono. Quindi non c'è da meravigliarsi se questo torrente ogni tanto dà qualche problema. L'ho fatto anche la settimana scorsa. Quindi la situazione, questo è all'interno del tessuto urbanizzato di Sestri Ponente. Vediamo la prossima. Vediamo l'ultima causa, che è anche importante, assenza di idonee misure di protezione civile. Ecco questo qui. Allora, quando la protezione civile è nata, 1992, la sua legge istitutiva, ha stabilito che doveva essere effettuata per 3 fasi. Una fase di previsione, una fase di prevenzione e una fase di soccorso. Nella fase di previsione siamo bravi, siamo andati avanti molto bene, anche con la tecnologia, satelliti, eccetera, eccetera. Quindi se arriva un grosso evento meteorico non si può sbagliare, lo prevediamo anche 48 ore prima, se è un grosso evento. Se sbagliavano piccolo, poco male. Quindi quello stiamo andando avanti. La previsione spetta alla regione. In Liguria la regione mandava i famosi allerta fino al 2014, dopodiché è passata all'ARPAL, che manda le allerte di vario colore. Prima erano numerate, adesso sono colorate, non sappiamo cosa. Per la terza fase, quella del soccorso, siamo eroi.
Nel senso, nei soccorsi, quando succede, dopo che è successo il disastro, arriva la gente da tutta Italia, gli angeli del fango, insomma, puliamo, siamo eroi, puliamo tutto. Dove? Dove siamo mancanti alla seconda fase, quella della prevenzione. Cosa vuol dire? Allora, spetta al comune. Ogni comune deve avere un piano di protezione civile, un piano di emergenza, che è una cosa difficile, non è facile, perché è un progetto vero e proprio che deve essere fatto in funzione delle criticità presenti in quel comune. Quindi vuol dire che un piano fatto per un comune non vale per un altro. Certi comuni hanno preso la scorciatoia di ricavarli da internet, ma hanno di poca efficacia. Quindi ogni comune ha i suoi rischi e in funzione di quei rischi viene fatto il comune. Quando arriva un'allerta pesante, diciamo, dalla regione, no, ci sono certe attività che devono scattare immediatamente. Non è facile, perché sono attività che devono essere fatte nel giro di 24 ore e devono essere tante, e quindi l'organizzazione, la competenza, tocca a me, tocca a te, ci vai tu, deve essere predefinita tutta. Un buon piano di protezione civile esclude la possibilità di dire questa volta lo facciamo, questa volta non lo facciamo, sia la soggettività del momento. In poche parole, se arriva un'allerta, bisogna fare le opere di protezione, di prevenzione, proprio perché hanno uno scopo constatato. Fatte bene, evitano le vittime e riducono i danni. Se tu le ignori, paghi. Vogliamo sentirne qualcuna? Bene. Se io so che in questa strada ci sono parcheggiate 100 auto e so che questa strada può venire allagata nella meteora che mi è stata annunciata, io faccio sgomberare questa strada dai vari proprietari. Devo anche dire, devono andare a parcheggiare, ovviamente, non posso dire via tutto. E via. Se so che quella strada viene allagata, con una transenna ne predispongo la chiusura, non la chiudo. Se il momento di danno si concretizza, chiudo la strada in un minuto e però devo aver preparato itinerari alternativi. C'è tutta una programmazione non semplice da fare, ma che deve scattare senza discrezionalità. Se io so che ci sono delle persone di poca salute che vivono in zone che possono essere interessate da esondazione, vado lì con l'ambulanza, le prendo, le porto in ospedale e poi le riporto a casa quando l'evento è finito. Se non lo faccio, questi rischiano di morire, è un caso successo. E infine, prendere provvedimenti verso la parte più delicata della popolazione, i minori. Chiudere tutte le scuole e basta, non si discute. 24 ore prima le puoi chiudere, non come è successo settimana scorsa che l'hanno chiusa alle 4 del mattino. 24 ore prima le chiudi. Dice, ma dai disagio alla popolazione che i bambini dove li metti? Io dice 24 ore prima, io ti do disagio, ma ti salvo la vita. Quindi, dice, le scuole sono edifici sicuri. Certo, ma il problema non è la scuola. Il problema è il traffico scolastico. Decine di migliaia di minori che attraversano la città in zone che possono essere colpite da esondazioni. Altre decine che tornano a casa, accompagnati o meno. Bene, quindi questo è il rischio. È appena un caso di ricordare che nell'alluvione del 2011 5 delle 6 vittime sono dovute al traffico scolastico. Quindi è un fatto importante questo, che invece ci sono parecchi sindaci, anche di recente, ho letto dichiarazioni sui giornali, che dice, no, la mia scuola sono lontano dai rivi, quindi non ha problemi. Sì, ma è per andarci e uscire che è il problema. Invece questo non viene capito. Va bene? Quindi questo qui è l'assenza di idonee misure di protezione civile, è una causa che serve a configurare l'evento come quelle che abbiamo visto prima. Va bene? Queste sono per quanto riguarda l'alluvione. 2 parole sulle frane. Le frane è una tematica, una problematica sottostimata. Proprio non le consideriamo, come dicevo prima, le consideriamo solo quando vengono giù. E non è un problema da poco, mi fai vedere la prossima. Queste sono le auto che non sono state levate dalle strade, come dicevamo prima, perché nessuno le leva dalle strade. No. Ecco qua, leggete qui. Allora, queste qui sono le frane riconosciute in Liguria, 15.000. Attenzione, non frane, sono settori che già hanno mostrato indizi di instabilità
che non so quando, ma prima o poi verranno giù. Sono 15.000. Quelle segnate in rosso sono quelle che la Regione sta monitorando. Attenzione, monitorare la frana non è uno scherzo, perché non si monitora a vista. Devi mettere tutta una serie di sensori, di controlli, controllare una centralina, la verifico da distanza, da remoto, eccetera. Insomma, quindi non è facile controllare le frane. Però il risultato è questo qui, che abbiamo questo modesto rapporto di monitoraggio su una potenzialità di 15.000 frane. Sono dati ufficiali questi, sono dati ufficiali. Un rapporto ISPRA, l'ISPRA è un'agenzia dello Stato che si occupa di queste cose, del mese scorso ci ha detto che, grazie, ci ha detto che Genova, la città di Genova è assediata da oltre 1.000 frane. 1.000, nella corona ovviamente, non in Piazza dei Ferrari, no? Nella corona della città sono 1.000 frane. Quindi quando vi ho detto che le frane sono sottostimate, cioè, ci sono questi dati, queste non le dico io, è un rapporto ISPRA, un rapporto ufficiale, va bene? Quindi cose di questo genere. Le frane, anche le frane hanno bisogno della pioggia per accelerare i loro processi di degrado e quindi per cadere, hanno bisogno della pioggia. Non sempre. Per il 10% dei casi ci sono delle frane in roccia, di crolli in roccia, che non vedremo gli esempi, che non hanno bisogno della roccia, ma di solito invece c'è bisogno della pioggia. La pioggia entra nel terreno, lo imbibisce, ne fa decadere le caratteristiche di stabilità e quindi forma delle colate. Vi ho portato un esempio spettacolare, prego. Questa è una frana che è scesa a Ceriana nel 2000. È una frana che la larghezza di discesa è 100 metri, quando è arrivata in fondo è diventata 200. Aspetta, c'ho la bacchetta. Ha tranciato una strada provinciale, ha distrutto 10 villette, ha deviato il torrente Armea, che è qui in fondo, che poi si è trovata una strada. Questa frana è stata gentilissima, nel senso che un mese prima ha mandato un antipasto. È scesa giù una piccola frana uguale che ha occupato la strada e basta. Però sono andati a vedere in alto e hanno visto che c'era una grande massa di terreni argillosi pronti a scendere. E quando è arrivata l'allerta successiva, sono andati subito i vigili a sgomberare queste case. Le hanno sgomberate tutte meno una. 2 anziani signori hanno detto: questa è la casa nostra, non ci muoviamo. La casa è stata sbriciolata e loro li hanno trovati a 500 metri più avanti. Quindi anche in questo caso c'è stato il segnale precedente e poi anche in questo caso non c'è stato motivo di fare qualcosa. Questa è la frana. Mi fai vedere quella dopo? Questa qui è molto importante. Ho detto prima che il rischio idrogeologico è l'unico rischio naturale, grande rischio, che può essere ridotto, può essere superato. Questa affermazione la posso provare guardando questa. La zona gialla al centro, è la zona colpita dall'alluvione di Sestri Ponente 4 ottobre 2010. Sono esondati contemporaneamente 6 corsi d'acqua, che vedete lì segnati. La maggior parte sono esondati al punto dove sono stati messi sotto. Insomma, comunque sono esondati. Sono esondati tutti questi corsi d'acqua, con gravi danni. Però guardate sulla parte sinistra dell'immagine, vedete scritto Varenna, c'è il torrente Varenna. Il torrente Varenna è un torrente che ha un bacino abbastanza sviluppato che scende fino a Pegli. Nel 1993 questo bacino è stato colpito da una meteora concentrata intensissima che l'ha devastato. Decine e decine di frane, rottura di ponti, di strade, insomma, proprio una devastazione. Allora la provincia, come ho detto prima, il Rivo, la sistemazione se la deve guadagnare, la provincia di Genova l'ha presa sotto tutela e nell'arco di 10 anni ha effettuato 30 interventi di sistemazione e ha completamente sistemato il Rivo. Il 4 ottobre 2010, mentre i confratelli vicini esondavano, lungo il Varenna non è successo niente. Allora, amico, tu sai che c'è la malattia, tu sai qual è la medicina. Se la medicina l'applichi, il malato guarisce.
Se non applichi, il nato muore. Okay? Non è finita. Guardate sull'estrema destra. Sull'estrema destra c'è scritto Negrone, è un suo affluente tanto modesto che non ha nemmeno nome, si chiama Rio senza nome. 1994 è scosceso, ha portato giù un fiume di fango che ha messo 3 metri di fango nella Marconi, alla società Marconi ed Esorte. Ripulito, il comune è prontamente intervenuto, ha canalizzato tutto, ha portato giù fino a mare il torrente Negrone che 4 ottobre 2010 non ha battuto ciglio. Quindi sistemato da una parte, sistemato dall'altra, hanno reagito zero alla sollecitazione delle piogge, quelli in centro hanno reagito al massimo. Per la cronaca, all'interno di quella zona gialla, dunque voi sapete che i rivi sono demaniali. Se tu fai qualcosa sul rivo, un ponte, una copertura, deve avere una concessione demaniale. La concessione demaniale viene data se e quando la tua opera è idraulicamente a norma. Va bene? In quella zona alluvionata c'erano 40, dico 40, opere idrauliche non a norma. Lì da anni e tollerate dagli enti da anni, la metà del comune. Ed è successo questo. Quindi, quando parliamo di malefatte, le malefatte le facciamo noi, le facciamo tutte, ma spesso ci sono eccessi di tolleranza da parte degli enti di controllo. Un altro esempio positivo, me lo fai? Grazie. Questo è il torrente Sturla. Il torrente Sturla che è un torrente assassino. Nel 1992 ha ucciso una nonna e una nipotina. Allora subito dobbiamo sistemarlo. Sempre se lo deve guadagnare il rivo. E nell'ultimo chilometro l'hanno sistemato così, vedete? Quello è il viadotto della ferrovia. L'ha sistemato così. Alluvione 2011, che ha colpito anche il torrente Sturla, li ha perfettamente retto. Subito a monte, dove questa sistemazione non è arrivata, lo Sturla è gioiosamente esondato. Non si parla di questo. Questo abbiamo detto 2011. La settimana scorsa è successa la stessa cosa. Settimana scorsa. Questo ha perfettamente tenuto e sopra è gioiosamente esondato di nuovo. Sono passati 13 anni. Bene. Questi sono gli esempi che volevo portare. Quindi, ripeto, di rischio idrogeologico si può guarire. Bene. Vediamo adesso gli esempi. No? Perché tutto quello che ho detto fino adesso in generale io lo vorrei dimostrare, se possibile, attraverso esempi che ho vissuto direttamente, non perché ho sentito dire, che ho vissuto direttamente. Questa è la via dell'amore alle Cinque Terre, la conoscono tutti. La via dell'amore alle Cinque Terre è qui, passa 30 metri sopra il mare, lì sotto passa la galleria del treno, come vedete, e al monte c'è tutto un versante in roccia, tutta fratturata, malandata, cose tutte via dicendo. Continuavano a venire giù pietre, masse, questa strada veniva chiusa. Nel 1990 il comune di Rio Maggiore ha detto basta, ha fatto fare uno studio generale da un pool di tecnici che ha valutato che per sistemare e mettere tutto a posto in sicurezza occorreva una certa richiesta al comune, regione, sono arrivati soldi anche dalla comunità europea, per non so cose del genere, però il totale dei finanziamenti restituiti copriva la metà della somma richiesta. Vabbè, intanto usiamo queste. E hanno costruito un tunnel, che si vede lì, si può vedere meglio, un tunnel di 134 metri che serve a coprire e quindi a proteggere nella passeggiata. Ecco. E dall'altra parte, in un paese normale, la strada non si riapriva fino a che non c'è. Ma la strada è stata immediatamente aperta. Nel 1995, infatti, è stato creato il parco regionale delle Cinque Terre e quindi come parco, vuoi che non fa la strada, è aperto la strada. Nel 2000 addirittura il parco è diventato nazionale. Non solo l'apriamo la strada, non la mettiamo a pagamento. La mettiamo a pagamento. Quindi tu vuoi percorrerla, benissimo, paghi. No? E paghi per percorrere questi circa 900 metri a picco sul mare, la spettacolo bellissima, via dell'amore, eccetera, per carità, però a pagamento. Tra il 2000 e il 2010 la media annuale dei passaggi è stata di 2 milioni all'anno. Immaginate cosa ha incassato.
Per cui su questa base qui, su questo business, c'era una scritta enorme: la strada non deve essere mai chiusa. E quando dal 2000 al 2010 sono cadute 6 frane, presto tutta la fortuna sono cadute tutte di notte o durante piogge forti, tutte presto a rattoppare, presto metti una rete, metti cose facendo, presto via, riaperta a pagamento. Quindi oltre alla trascuratezza, questo è anche un fatto speculativo. Va bene? La fortuna è finita nel 2012. Nel 2012 4 turisti australiani, questo per far capire come una volta che è diventato parco nazionale l'interesse è diventato planetario per questa zona qui, 2 milioni all'anno, insomma. E 4 turisti australiani, mi fa vedere la prossima, ecco, scendevano, passavano, uscivano dal tunnel, vedete il tunnel lassù in cima, in questo tratto qui, e sono visti arrivare addosso sta roba. 3 se la sono cavata con una gamba e un braccio rotto. Una, poverina, si è preso un masso addosso, è stata catapultata verso mare. Nella disgrazia ha avuto questa fortuna. Fammi vedere la prossima. Questa è una ripresa dall'alto. Si vede a destra dove è caduta la frana, la strada, vedete il tunnel, la strada con tutti i massi, e la poverina si è fermata su quel terrazzino erboso in testa a quel muro, se si andava a finire in mare, buonasera. Si è sbriciolata il bacino, no? È stata 2 mesi in ospedale e poi ha detto torno a casa, non ci vengo più qua. Quindi questo è un caso di trascuratezze di tutti i tipi. Per far capire, attenzione, dopo che è successo questo è intervenuta la magistratura e dice basta, fino a che non la metti tutto a posto non si riapre. 2012. La strada è stata riaperta l'agosto scorso. È stata aperta l'anno scorso perché ha cominciato a discutere, si fa questo, si fa quest'altro, così dicendo, i fondi ci sono, non ci sono, così dicendo, progettazione, bando, cose. Comunque l'estate, l'agosto scorso è stata riaperta, non a pagamento, a maggior pagamento, tanto perché è solo una curiosità il fatto che attualmente si è chiusa perché è caduta una frana. Nel senso che le reti che avevano messo per proteggersi sono sgonfiate, tutto ha detto non è prudente e hanno richiuso la strada. Per far capire quanto era grave diciamo, il rischio che stava correndo, per sistemare questa parte di frana, questa parte al di là del tunnel, ci sono voluti 22 milioni di euro. Quindi vuol dire che il rischio era ben evidente, ben pesante. E passavano 2 milioni all'anno. Ok? Mi fai vedere l'altra. Questa qui, Capolungo. Capolungo è, questo è il confine di Levante, il comune di Genova, a destra c'è il comune di Bogliasco. Questa è una falesia, una costa rocciosa che, come tutte le falesi, subisce l'azione del mare. Vedete che alla base ci sono degli scrotamenti, delle grotte che si formano sia per l'azione fisica delle mareggiate, sia l'azione chimica del mare che scioglie la roccia. E si formano queste grotte. Queste grotte, nella loro sequenza, sono altrettanti richiami che la falesia sa, rivolge al uomo, dice, oh, guarda che qui mi può succedere qualche problema. Bene, 2010. 2010 dalla parte sinistra dell'immagine cade una frana. E cade in mare una frana. Viene segnalata, interviene la capitaneria di porto e dice, oh, di qui allora, vietato passare per 200 metri, transitare e sostare, che è un provvedimento opportuno perché la capitaneria di porto si occupa del mare, ma fa capire che se ha fatto questo prevedeva che non venisse altre frane. Però tutti gli enti territoriali, regione, comune, provincia, niente, non hanno potuto fare niente. A un certo punto la falesa si è un po' seccata e nel 18 gennaio 2014 da questa zona qui a sinistra una di quelle grotte ha ceduto e è venuta giù una bella porzione di roccia che era in pratica il sostegno di tutto il versante. Questo giorno 18, segnalato, la quale è successo questo, la capitaneria, rinforziamo, facciamo, tutto via dicendo, mentre stava scendendo, il giorno dopo è successo questo. È successo questo.
Quelle case lassù in cima, 6 di quelle case sono state danneggiate, 5 in modo grave, tuttora sono non abitate. Poco oltre passa la via Aurelia e all'interno del versante passa la ferrovia. Quindi immaginate che rischio che è stato corso con questa cosa qui, no? Questo proprio per una ultradecennale noncuranza rispetto a questi richiami che la Falesia faceva come poteva. Per la cronaca, i danneggiati hanno avviato tutta un'attività giudiziaria che non si è ancora risolta e la zona, se la volete vedere, è ancora così. Sono passati più di 10 anni. Fammi vedere l'altro. No, anzi, no, lascia pure così. Questa è la storia del Rio Rubino, a Sanremo, un rivo piccolissimo che era nel centro di Sanremo. Quando Sanremo aveva ancora un'economia agricola, questo rivo è stato sistemato in un modo perfetto. Argini in pietra, fondo albero ricoperto in pietra, linee di difesa a schiena di pesce, cioè tutto era collegato in modo tale quando veniva una pioggia sapeva dove andare, veniva portata via e portata via. Perfetto. Quindi un'opera meritoria questa volta, però non abbiamo fatto conti col Festival di Sanremo. Quando è arrivato il Festival di Sanremo, giù di lì, Sanremo fu lievitata, no? E allora cerca di spazio ha cominciato a coprire da mare il rivo, ha coperto un pezzo e ci ha messo sopra un palazzo di 6 piani. Poi, ancora, altro pezzo e alto palazzone. Altro pezzo e alto palazzone. L'ultimo palazzone era una casa di riposo. Bene? Allora, questa tombinatura, il piano di bacino ha detto per carità, cosa succede? È gravissima, bisogna sistemare, fare qualcosa. Nessuno ha fatto niente. Uno studio specifico fatto dal comune ha detto le stesse cose, nessuno ha fatto niente. Ma a questo rivo gliene hanno fatto un'altra più grave. In alto il comune ha voluto fare una strada di cornice e per fare questa strada ha inciso il bacino in alto, sbancando e buttando i risultati di questo bacino dove? Nel rivo. Il rivo è stato cancellato. Era un'estate, è passato l'inverno, è passato l'autunno successivo, è venuto un forte fenomeno meteorico, che il rivo ha detto, oh, dov'è il mio albero? È cominciato a scendere, è cominciato a erodere, a incidere, a portare giù questa roba qui, che è scesa, quindi è scesa giù quella che noi geologi chiamiamo lava torrentizia, tanta acqua quante pietre. Una piena fatta così è inarrestabile, è perniciosa, insomma. Infatti è scesa giù e è arrivata quella lì è la casa di riposo. Le linee gialle sono linee dove la corrente si è infilata nel piano terra devastandolo, è uscita dal portone sfondando. Le altre verdi sono di aggiramento. Tutte queste linee si sono concentrate e sono scese lungo una strada asfaltata che si chiama Via Goethe a Sanremo. In quel momento passavano 2 auto. Sulla prima auto c'era una donna con una bambina. L'auto è stata presa, scaraventata e ha avuto la buona sorte che si è incastrata in un portone. Le 2 sono state tirate su, appese proprio dagli abitanti della casa. L'altra macchina, dove c'era una signora, non ha avuto questa fortuna. La signora è morta soffocata dal fuoco. Quindi come vedete, anche qui, come vedete, il dispregio assoluto delle esigenze del corso d'acqua, prorogato per gli anni e acuito da quel disgraziato sbancamento. Fammi vedere la prossima. Questa qui anche. Questa è la frana di Arenzano. Ah, una frana gentile. Adesso vi spiego perché gentile. Beh, ve lo dico subito. È venuta giù 4 secondi dopo che erano passate 2 macchine e 4 ciclisti. 4 secondi. Questi si sono fermati, hanno guardato e penso che il giorno dopo siano corsi alla guardia. Perché è proprio una cosa di questo. Allora, questo sperone qui che è caduto con massi, come vedete, delle dimensioni di un uomo, era riconosciuto come uno sperone di dubbia stabilità. Era tanto riconosciuto che la regione ha fatto una delibera ad hoc nel 1999 per dire attenzione, attenzione, quello lì viene giù,
monitoratelo, fate qualcosa. E il monitoraggio, il controllo, non l'ha fatto né l'ente proponente né l'ente ricevente. Nessuno l'ha fatto. Non l'ha fatto nemmeno l'ANAS, che porca miseria, sulla strada passano 10.000 auto al giorno. Non l'ha fatto nemmeno l'ANAS perché ha detto sì, sì, può fare, ma noi non abbiamo mica i soldi, cosa facciamo qui? No? Piano regolatore di Arenzano. Questa zona è una zona di frana attiva. Attiva. 2 piani di protezione civile del comune di Arenzano. Frana attiva per crollo e ribaltamento. Tutte diagnosi. Tutte diagnosi che fatevano fare. La delibera del 99. Questa povera frana è caduta 17 anni dopo. Cosa poteva fare? Cosa poteva fare? È stata anche gentilissima. Ha mandato all'ospedale solo 2 persone che erano sulla passeggiata a mare, ha distrutto un po' di macchine e poi così dicendo. Però non ci sono i soldi. Una settimana dopo ANAS ha tirato fuori 1 milione di euro. Cioè ha tirato fuori, il Ministero ha dato 1 milione di euro. Cosa ha fatto la Regione? E ha deliberato la Regione 500.000 di euro in più. Quindi 1 milione, anche noi corriamo. Fatto il progetto di sistemazione, si è visto che quel 1 milione bastava, anche ce n'era anche di più. La Regione ha annullato la delibera e si è ritirata i soldi. Per cui questi qui bastavano 800.000 e poi si sono inventati altri lavori per spendere tutto il 1 milione, poi mica risparmiare. C'era un Rivoli vicino che aveva dato dei problemi, non è stato sistemato, non hanno voluto sistemarlo. Il risultato è che adesso oggi c'è un'allerta arancione con la via Aurelia, via nazionale, lì viene chiusa. E nessuno dice niente, dal 2016, nessuno dice niente. Per la chiusura lì, per i cittadini di Arenzano, per sistemare tutto, la strada è stata chiusa 6 mesi, quindi non è un lavoretto da poco, no? E quindi anche questa volta qui, come vedete, trascuratezza ultradecennale. Vai. Beh, 2 parole su genere me le dovete fare dire. A sinistra il peccato principe, che è la copertura del Besagno. Vedete a sinistra il Besagno, quello lì a Borgo Incrociati, sotto Brignole che entra. Anni 30, durante la cosiddetta Genova fascista, ossia quando hanno costruito pregevoli opere, Piazza Dante, Piazza della Vittoria, le Brigate Partigiane, che allora non si chiamava così evidentemente. E quindi hanno fatto pregevoli e a un certo punto le necessità urbanistiche prevedevano che questo viale fosse a livello delle case che avevano costruito attorno, non potevano farlo più alto. E allora hanno trovato un idraulico di regime, illustre, che ha detto, oh guarda, devi fare una cosa. Ha detto, sì, ma basta questo. In fondo la prima massima prevedibile è 500 metri cubi al secondo. Un ingegnerino del comune, ma veramente, zitto tu, se no vai al confino. Allora, risultato, diciamo, le esigenze urbanistiche hanno prevalso sulle esigenze idrauliche del povero Bisagno. E quindi hanno coperto. No, attenzione, quando vedete quegli archi, non è che siano tutti a disposizione del Bisagno. Se si entra dentro, si vede che a disposizione del Bisagno, vedete, c'è quel rettangolino lì, rispetto a tutto l'arco, solo quel rettangolino lì. Sono 4 archi, 4 rettangolini, però quindi non c'è da meravigliarsi che poi le fine vengono rifiutate. Che non fosse una cosa ben fatta lo dimostra il fatto che negli 80 anni successivi il Bisagno è esondato 9 volte. 9. No, a volte più intensamente, a volte meno intensamente, 9 volte. Vero? Poi al tempo, porca miseria, allora. Aspetta, allora, proprio Bisagno lo lasciamo, dirò solamente, tanto come era stato chiesto prima, il Ferreggiano, il famoso Ferreggiano, che ha avuto un trattamento peggiore di questo. Ferreggiano coperto negli ultimi 800 metri del suo percorso, coperto. Copertura del tutto insufficiente, il Comune di Genova nel 1980 ordina uno studio per stabilire. Lo studio dice, insufficiente, per mettere a posto devi mettere un'altra copertura uguale vicino, cioè in poche parole può passare a metà della piena. Lo studio esaminato viene subito messo in un cassetto e dimenticato.
1990 la società Italstrade dice: perché non facciamo uno spalmatore del Reggiano? Una buona idea. Il Comune di Genova ha dissanguato il proprio bilancio mettendoli 55 miliardi di lire. Beh, cominciano i lavori, il tunnel doveva essere lungo 4 km, hanno fatto 900 metri e poi il cantiere è stato sequestrato per presunte mazzette intercorse fra l'assessore, direzione lavori, eccetera, eccetera. No, operazione, procedimento poi rivelatesi inefficace, non era vero. Allora tutti noi abbiamo detto: oh bene, adesso riprende i lavori. No, quel cantiere è stato macchiato. Per cui dal 91 al 2000, nei 20 anni successivi, tutti, non suggerire, tutti i sindaci che si sono succeduti alla città di Genova hanno dimenticato il povero Ferriggiano, il quale si è innervosito perché a un certo punto non lo posso più. E nel 2011 è uscito fuori, fammi vedere, nel 2011 è uscito fuori e ti ha fatto questa cosa qui. Potete notare da questa immagine, uno, che la strada era piena di auto parcheggiate, quindi nessuna azione preventiva, che addirittura il traffico era aperto, addirittura le linee AMT erano in funzione, vedete l'autobus che galleggia, no? E in questo punto qui, lassù in cima, ci sono state le 6 vittime. Quindi, fammi un po' vedere cosa c'è dopo. Vabbè, questo qui ve la devo dire. No, vai. Crocefreschi. Faccio un salto a 30 milioni d'anni fa. Il mare occupava la pianura padana e parte dell'Appennino, depositava sabbie e ghiaie che poi si sono cementati in quello che si chiama conglomerato, che si staglia nettamente con parete subverticale rispetto al resto. Questa parete, per natura, perde detriti. Aspetta, nel 1970 invece che detriti ha perso dei blocchi grandi come questa stanza. E ha distrutto 4 villette, ha distrutto una strada, ha fatto queste cose, così via dicendo. Nel 1996, quello là a sinistra, vedete, è scosceso quella roba lì, e questa villetta, per fortuna disabitata, ha avuto questi regalini. Ha fatto qualcosa? Nessuno. Questa volta si è seccata. 1° marzo di quest'anno, fammi vedere, 1° marzo di quest'anno è venuto giù un blocco di 70 tonnellate. Ha avuto la delicatezza di passare tra 2 case abitate e si è schiantato contro una scuola. Ma la delicatezza erano le ore 20 con la scuola chiusa. Perché se no, fammi vedere la prossima, se no vedi, è entrato in classe. Se la scuola era aperta, 30 bambini c'erano lì dentro. Allora, tutto questo è avvenuto nel completo disinteresse di tutti gli enti territoriali, la comunità montana quando c'era, la provincia quando c'era, tutti i comuni della vallata, la regione. Il completo disinteresse di questa cosa qui. Aspettiamo la prossima. Fammi vedere. Questo è l'aspetto tragicomico, ve lo devo far vedere. Rio Verbone scende a Valle Crosia, esce a Valle Crosia, e è un rio che è il prototipo di tutte le malefatte che possiamo fare su un torrente. Passerelle basse, argini casuali, case che vanno dentro l'alveo, strade della provincia allargate prendendo una fetta d'alveo, insomma, la provincia, case, coperture a più non posso, insomma, l'abbiamo demolita da tutte le parti, no? E quando c'è stata una piena, 6 novembre 2000, la piena con la freccia, c'è stato questo signore che ha fatto una bella idea, aveva delle passerelle non idonee, lente di controllo, ma guarda che non sono idonee, fine, e basta, non sono idonee. Lui cosa fa? Ci ha messo un treno. Quello al centro è un treno. Non ci sono i binari, ci ha messo un treno con locomotiva e vagoni. Ci ha fatto il Museo della Canzone a Sanremo, lì vicino, insomma. Quindi siamo al Museo della Canzone. Questo treno ha fatto da deviatore della pietra. Vedete che tutta la parte superiore dell'immagine è allagata grazie al treno. Ha deviato la piena. Guarda, nella prossima si vede meglio. Il dato tragicomico è che questa è una foto di oggi. Questa è una foto di oggi. La prossima piena si fa lo stesso effetto. Sì, è carino, sì, sì. Poi c'è il museo, ti fa il festival, ci sono i manifesti, i dischi, ci fanno sentire le canzonette. Devono fare. Vai un po' avanti. Beh, questa qui, questo me la concedi o mi devo fermare? Questo, 1903.
Allora, con questa cava è stato espanso il porto di Genova. È una via di Gione sopra, sapete dov'è? Via di Gione, via Venezia, via di Gione, come si chiama? Di Negro, sopra di Negro. No? 1903, abbandonata perché? Perché il fronte era talmente alto e ingestibile che continuava a frenare, allora andiamo via. E l'hanno lasciato così. È stato lì 30 anni. Poi qualcuno ha avuto una bella idea. Cosa ci facciamo nel piazzale di Cava? Perché non ci facciamo un bel palazzo? Guarda che bel piazzale, un bel palazzo lì. E il comune, oh, ma certo, te la provo subito. E gli ha approvato la costruzione di questo palazzo lì attaccato. Civicotto, approvato. Ehm, aspetta, durante la guerra la Todot, che è il genio civile tedesco, ha costruito una galleria bellica, la vedete là a sinistra, la galleria bellica è con l'uso di esplosivi, quindi scassando ulteriormente tutta la cosa e via dicendo. Tant'è vero che tra il 1944 e il 1965 ci sono state 8 frane a quel fronte, 8, che sono andate a finire lì dentro, lì sotto, un po' più in là, così via dicendo, contenziosi, perizie, no, c'è rischio, cose via dicendo, però nessuno ha fatto niente. 1968 si è seccato sto affare qui, è venuto giù quella fetta che vedete lassù in cima, ha preso il palazzo, ha tranciato i pilastri, sono sceso giù 19 morti. Fammi vedere le altre. Questo è sceso giù così, ha preso 19. Quindi qui c'è la colpa di chi lascia le cave, cioè, come si fa a fare un palazzo lì sotto, insomma, e poi tutti i segnali che ha dato a sto fronte sono stati ignorati tutti. Vai avanti, vedi, vai ancora avanti. No, questa non trova. No, però mi fai vedere l'ultima. Ecco, l'ultima. Nel 2016 è stato fatto un importante convegno a Genova, Università di Genova, Comune e Regione, per stabilire com'è lo stato delle alluvioni genovesi, cosa succede, come mai può succedere, cosa succede. Queste sono state le conclusioni. Vedete, per la prossima alluvione sappiamo per certo che un'altra alluvione arriverà, sappiamo anche dove andrà, però solo che non sappiamo dove e quando. Quando lo scopriremo sarà troppo tardi per improvvisare, dovremo avere già agito, memoria ed azione. Da allora non abbiamo più avuto memoria perché ce le siamo dimenticate queste cose, azione, molto poca azione. Grazie davvero per questa carrellata lunga, ricca di spunti. Sono certa che ci sono tanti interventi possibili. Avevamo convenuto in realtà di fare tutte le presentazioni e lasciare alla fine in modo da non creare iniquità, diciamo così. E allora io mi avvierei a presentare, grazie ancora, il nostro secondo relatore, che è Dario Fornara, dottore di ricerca in ecologia. Ha partecipato a numerose attività di ricerca, di divulgazione, di formazione, ha una carriera che si è sviluppata intanto anche fuori dall'Italia, negli Stati Uniti, in Inghilterra e poi in Italia, dove dirige EROC, che è il primo centro europeo sull'agricoltura rigenerativa, che nasce da una partnership pubblico-privato fra Davines. Davines è un gruppo, un'impresa che produce cosmetici, e il Rodel Institute, che è invece un centro di ricerca statunitense che si occupa, credo per primo si sia occupato di agricoltura rigenerativa. E ci porta un altro pezzetto di riflessione, no? Il tema del territorio degli equilibri, un fare impresa innovativo, perché non è solo un modello di business diverso, è proprio un modello di fare impresa con il territorio, e questo forse è il contributo, credo, più interessante ai fini di quello di cui parliamo oggi. Quindi senza altri indugi ringrazio Dario Fornara. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie ancora Barbara e professor Pestarino per il vostro invito a questa sessione che è super interessante. Diciamo che la mia storia, quello che andrò a raccontare, non è così tragicomico, non ci sono morti, fortunatamente, non per ora in questa storia, ma le basi, ci sono molte similitudini con la storia che ha appena raccontato il professor Bellini.
ed è un punto di vista completamente diverso. Allora, il tema è incentrato sulla gestione del territorio, che è un tema super importante. Questi paesaggi antropici che abbiamo creato negli ultimi 2, 3, 4.000 anni, dipende dalle versioni, e che abbiamo, diciamo, reso sempre più artificiali negli ultimi secoli, sono paesaggi antropici che fanno fatica a rispondere ai cambiamenti climatici, che fanno fatica a fornire quei servizi ecosistemici di cui parlava anche Barbara inizialmente: produzione di cibo, regolazione del ciclo dell'acqua, regolazione dei nutrienti e così via, perché sono artificiali, appunto. L'agricoltura, nel contesto del sistema alimentare globale, ha svolto un ruolo in questo senso, spesso anche negativo, perché ha modificato i paesaggi, gli agroecosistemi, con l'idea soprattutto di produrre tanto, 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 senza tener conto delle interazioni, dell'ecologia, della biogeofisica di questi paesaggi. E quindi oggi vorrei soffermarmi su questo aspetto, sull'agricoltura, e parlare di un tipo di agricoltura più virtuoso, la chiamiamo agricoltura biologica rigenerativa, e poi il collegamento che c'è tra questo tipo di agricoltura e un'azienda cosmetica per la quale adesso lavoro. Tenete presente che io sono diciamo, un ecologo del suolo. Io mi sono occupato di biogeochimica del suolo, quindi adesso ho deciso di fare questo salto, seguire questo movimento, questo progetto, perché ci credo e perché può avere un impatto sulla società, sull'ambiente. Allora, comincio semplicemente per creare il contesto giusto, ma per dire 2 parole sull'azienda cosmetica. Allora, si chiama Gruppo Davines, è qua da... C'è anche il laser per caso? No. La bacchetta, sì, sì, va bene. Comunque lo vedete anche voi, quindi 40 anni di attività, quindi è un'azienda cosmetica che è stata creata a Parma in un garage 41 anni fa. Anno per anno è diventata una multinazionale. Adesso abbiamo quasi 1.000 dipendenti in tutto il mondo, 9 uffici al mondo, New York, Parigi, Londra e così via. Lavoriamo, quindi commerciamo con 90 paesi al mondo adesso. Fatturato che aumentava del 26% nel 2021, 20%, 14%. Quindi è un'azienda cosmetica che sta andando molto bene, che è una società benefit, quindi è un'azienda che fa commercio, che guadagna, ma che è molto attenta anche agli aspetti che riguardano, diciamo, consapevole del valore che hanno le risorse ambientali e anche la società. Quindi è una bella storia, è a Parma, siamo a Parma. 3 anni fa questa azienda, prima ancora che arrivassi io, aveva acquisito un terreno di 17 ettari vicino alla sede principale. Io penso che sia nato in parte dal direttore tecnico allora, in parte da un direttore creativo a New York. Si sono chiesti cosa facciamo con questo terreno. Alla fine è prevalsa l'idea di provare a creare un centro che abbia a che fare con l'agricoltura biologica rigenerativa. Adesso vi spiego, ma perché lì a New York, in Pennsylvania, vicino a New York, c'è questo centro che si chiama Rodale Institute. Sono lì da più di 70 anni e sono tra i primi che hanno cominciato a parlare, fare educazione, fare ricerca, fare training degli agricoltori su queste tematiche. A quel punto è cominciato il tutto. Io sono arrivato come direttore di questo centro e stiamo andando avanti, poi vi dirò qualcosa in più. Quindi questo per inquadrare il gruppo Davines, che tra l'altro ha due marchi, 2 brand. Uno è Davines, che è solo capelli, e l'altro è Comfort Zone, e invece è skin care per la pelle, quindi prodotti per i capelli e per la pelle. Un'altra cosa, prima di parlare del nostro progetto, è di darvi un altro contesto, che è quello relativo alla salute dei suoli. E quindi adesso do i numeri, do qualche numero. Il 63% significa che secondo l'Osservatorio Europeo
del suolo, 60-70% dei suoli in Europa non sono in buono stato, o degradati, o comunque non salutari, 60-70%. Da quando abbiamo cominciato a fare, diciamo, agricoltura, da quando abbiamo abbandonato le frecce e ci siamo fermati i nostri antenati 10.000 anni fa, 8.000 anni fa, da allora, ma soprattutto più recentemente, abbiamo perso 140 miliardi di tonnellate di carbonio che erano nel suolo, soprattutto in seguito ad agricoltura intensiva. Quindi questo è carbonio e suolo che finisce nei corsi d'acqua, nei mari, che contribuisce poi anche alle frane o comunque a portare tutti questi sedimenti, lasciando poi il terreno scoperto, quindi 140 miliardi. Il sistema alimentare proprio globale, a livello globale, è una delle maggiori cause di perdita di biodiversità. Questo è un altro problema che abbiamo, perché perdere biodiversità vuol dire perdere quegli attori, dai microrganismi alle piante e agli animali, che fanno qualcosa nel loro ecosistema e che contribuiscono a farlo funzionare bene. Quindi perdendo biodiversità è già una brutta notizia. E l'agricoltura adesso di per sé contribuisce a mettere a rischio, questa è una stima, l'86% delle specie animali e vegetali che già sono a rischio di estinzione, cioè minaccia specie che sono già a rischio di estinzione. Ed infine, solo questo, perché l'agricoltura insieme ai cambiamenti di utilizzo del suolo e alla deforestazione, insieme contribuiscono più o meno al 20% di tutte le emissioni globali di gas serra. Quindi queste sono tutte conseguenze di un tipo di agricoltura, diciamo, intensivo. Andiamo a disturbare, andiamo a usare la chimica, andiamo a prenderci delle risorse naturali che non sono infinite. Però una delle conseguenze che dobbiamo ricordare di questo tipo di approccio intensivo e riguarda anche noi, cioè la nostra salute. Quindi c'è questa idea del One Health, che la nostra salute dipende anche dalla salute dell'ambiente che c'è intorno a noi, dalle interazioni che abbiamo con piante, animali e così via. Quindi queste le ho messe perché la parte a sinistra in pratica vi dice solo, una cosa importante è che noi siamo quello che mangiamo e quindi se abbiamo un suolo sano, gestito in un certo modo, è molto probabile che produciamo piante sane che possono offrire biomassa per il cibo, che possono offrire fibre per il tessile, che possono offrire ingredienti organici attivi per la cosmetica o la farmaceutica. Però è un concetto semplice che ha senso e ci sono pubblicazioni scientifiche che lo dimostrano. Dall'altra parte invece, questa parte qua in pratica vi dice questo grafico tre cose. Uno, che i suoli rimangono un serbatoio molto importante di biodiversità, microrganismi. La seconda è che esiste un'interazione tra quello che c'è nel suolo, nelle piante e dentro di noi, non solo nell'intestino, ma per esempio anche la pelle. Ci sono studi che dimostrano che l'ecosistema che abbiamo sulla pelle è fatto di organismi che interagiscono tra di loro. Alcuni di questi fanno parte degli stessi gruppi che ci sono qua e lì. Quindi tutto è collegato. E l'ultima cosa è che si sa che se un ecosistema è più biodiverso, funziona meglio, punto e basta. Infatti, quando noi mettiamo tutta questa chimica, pesticidi, erbicidi, fertilizzanti sintetici qua, molti di questi spariscono, non sappiamo neanche quali spariscono, ma se spariscono e se c'era un motivo e quindi perdendo quella biodiversità perdiamo la funzionalità di questi terreni. In un cucchiaino da caffè di suolo sano si stima ci siano 9 miliardi di microrganismi, quindi più di tutta la gente che c'è sul pianeta Terra, in un cucchiaio di caffè di suolo. Quindi aggiungendo della chimica si va a modificare e ad eliminare parte di quella comunità, quindi poi il suolo diventa, diciamo, dipendente da noi, ma noi semplifichiamo le cose, quindi anno dopo anno creiamo un sistema che dipende da noi. Infatti poi se non piove per 3 settimane, se arriva un'alluvione, succedono delle cose, quei suoli poi fanno fatica a fornire i servizi ecosistemici di cui abbiamo bisogno.
Ecco perché abbiamo bisogno di approcci all'agricoltura che siano più virtuosi, che disturbino di meno, che mantengano la biodiversità. Ho preso questi due, sono due poster, sono di due film. Uno è quello lì che si chiama Kiss the Ground e uno è questo che è uscito l'anno scorso che si chiama Common Ground. Sono in inglese, provengono dagli Stati Uniti, sono interessanti, affrontano tematiche serie. Non so, uno sicuramente era su Netflix, il secondo non lo so se c'è già ancora. Comunque se vi capita suggerirei di vederli perché è molto interessante. Quali sono i principi dell'agricoltura biologica rigenerativa? Io l'ho detto a mio nonno, quando c'era mio nonno, e lui mi fa, certo, queste cose io le sapevo già, perché sono principi che esistono, che esistevano e che sono minimo disturbo del suolo. Quindi va bene, il suolo si lavora un pochino, bisogna piantare le cose, ma certo non in quel modo là. Ruotare le colture, perché se si lascia sempre la stessa pianta tutti gli anni, il mais, si attira i suoi nemici, ci saranno parassiti, patogeni. Se si cambia, se si ruota, invece si creano dei meccanismi tali per cui anche i patogeni vengono affrontati da altri microrganismi che erano associati da un'altra pianta. Quindi si crea un equilibrio, quindi rotazione delle colture. Evitare il più possibile le sostanze chimiche. Allora, qua c'è tutto un processo da seguire, però l'ideale è non utilizzarle. Però se è impossibile cambiare da un giorno all'altro, cioè eliminarle tutte, capisco anche il perché, allora comunque si deve comunque andare in quella direzione, diminuirle sempre il più possibile e utilizzare altri interventi che sono biologici, che comunque creano o che vanno a limitare i patogeni e i parassiti in un modo meno invasivo. Poi le cover crops sono piante che si coltivano a queste latitudini, magari durante l'autunno, o che si piantano durante l'autunno, come il frumento, come l'avena, come la colza, che poi crescono un pochino durante l'inverno, ma intanto proteggono il suolo e creano interazioni tra le radici e i microrganismi e la macrofauna che c'è nel suolo. Quindi non solo la proteggono dall'erosione, ma cominciano ad instaurare questi meccanismi. Questo l'ho detto anche domenica scorsa quando mi hanno intervistato a Sky TG24. Ho detto i suoli marroni, i terreni marroni, i suoli agricoli marroni non hanno molto senso, soprattutto se rimangono lì per settimane e mesi durante l'inverno. E a Parma ci sono parecchi agricoltori che stanno coltivando arando i suoli a questa profondità, su queste zolle enormi. Se uno si avvicina, vede il colore marrone, ma quel suolo lì non ha struttura, è un substrato, loro usano il suolo come un substrato sul quale far crescere qualcosa, però quel substrato è povero, infatti poi ci aggiungono i liquami, il letame, la chimica, tutti gli anni. In realtà il suolo dovrebbe rimanere coperto, cioè le piante e le radici, come insegna Madre Natura, è molto semplice. Bisogna farlo funzionare, ovvio, perché lo facciano, ci sono diversi motivi, perché comunque sono abituati a farlo, perché lo faceva magari il papà, perché gliel'hanno detto, perché comunque tutti questi agricoltori hanno trattori enormi che devono usare, cioè non è che possono parcheggiarli e quindi ci devono entrare. E quindi dobbiamo, questo è un altro discorso, educare, comunicare, organizzare corsi con gli agricoltori, eccetera, eccetera. Poi esistono gli interessi, le multinazionali che comunque vendono le sostanze chimiche, i pesticidi, gli erbicidi. Quindi è un sistema, per ora è questo sistema che è nato 100 anni fa e che è basato sulla chimica e sul disturbo del suolo. Fertilizzanti organici, quindi il letame, compost, va benissimo. Se si hanno degli animali e se si può farlo, l'ideale sarebbe farli ruotare, quindi innanzitutto non tenerli chiusi in una stalla tutto l'anno. Negli Stati Uniti lo fanno in alcuni punti, anche in Centro America e Sud America, dove hanno questi spazi, ruotare il pascolo, seguire quello che fanno le grandi mandrie di erbivori nel Serengeti, in Africa dell'Est, oppure le renne in Nord Europa o i caribou, come li chiamano così, di là in Canada. Cioè farli spostare perché loro fanno la pipì e la pupù, si spostano, e intanto il suolo ha tempo di utilizzare questi nutrienti Ma questo è un altro discorso complesso. Comunque la rotazione si può fare non solo con erbivori di grandi dimensioni, ma anche con polli. Ci sono delle persone che hanno delle specie di roulotte, di cose con le ruote, in cui spostano le galline che mangiano in posti diversi e intanto arricchiscono il suolo. E poi incrementare la biodiversità.
E quindi magari fare delle colture a strisce, come si vede nella foto là in alto, dove si piantano piante diverse, vicine, le une vicine alle altre, o comunque provare a creare eterogeneità e non queste centinaia di ettari con una monocultura. Non è detto che si debbano usare tutti questi principi, però cominciare ad usarne qualcuno, anche solo usare le cover crops durante l'inverno, oppure aggiungere un po' di fertilizzante organico, già quello aiuta, quindi un po' alla volta. Ed ecco perché si parla di transizione ecologica, perché se si comincia a convincere gli agricoltori ad andare in quella direzione, allora si va verso una transizione agroecologica. Nei primi anni di transizione gli agricoltori hanno bisogno di aiuto, quindi servono degli investimenti che possono provenire da un'azienda privata, da aziende private, ma anche dal pubblico, e poi lì diventa difficile perché poi ci sono insomma questioni politiche, eccetera, o inerzia. Però si può fare, ci sono regioni al mondo dove gli agricoltori o comunità di agricoltori lo stanno facendo e sta funzionando. Noi dal nostro punto di vista abbiamo fatto questo. Quindi da una parte abbiamo il gruppo Davines, dall'altra abbiamo questo Rodale Institute, che è un'organizzazione non profit. Ci siamo messi insieme per creare EROC, l'abbiamo chiamato così, European Regenerative Organic Center, e lo vedete lì in mezzo. Questo era 2 anni fa, quando avevamo la colza che è fiorita in primavera, avevamo la faceglia che è fiorita, avevamo altre specie, abbiamo gli esperimenti scientifici che stiamo creando. Quindi creare EROC con l'idea di fare ricerca, educazione e divulgazione dei principi di agricoltura biologica rigenerativa che vi ho fatto vedere qualche minuto fa. Questa è una foto recente, quindi abbiamo creato degli esperimenti. Questo è uno, poi ce ne sono altri 2, in collaborazione anche con altre aziende. E noi vogliamo coinvolgere anche università, con l'Università di Parma, professoressa Maestri a Parma, abbiamo un progetto comune con l'Università di Ferrara, gli studenti che vengono, raccolgono i campioni di suolo, quindi per migliorare le nostre conoscenze su che cosa succede se si coltiva il suolo in un modo biologico e rigenerativo o se si continua a coltivarlo in modo convenzionale e industriale, come fanno ancora parecchi agricoltori in pianura padana o in altre zone. Quindi l'obiettivo, uno, è proprio quello di creare il centro, questo centro di educazione, divulgazione e ricerca, quindi contribuire ad un movimento, diciamo, rigenerativo, è tutto partito da un'azienda cosmetica che è già notevole, perché è un'azienda cosmetica che poteva anche non fare una cosa di questo tipo, però appunto visto che nel DNA di questa azienda c'è la tendenza o l'ambizione di contribuire e contribuire in modo positivo all'ambiente e alla società, l'abbiamo fatto. Lo dicevo prima Barbara, infatti io quando ho fatto l'ultimo colloquio, l'ho fatto con il padrone di Davines e gli ho chiesto: ma chi ve lo fa fare? Siete sicuri che volete farlo? Sì, sì, noi lo vogliamo fare, che si tratta di investire qualche milione di euro per creare un centro di questo tipo, perché poi bisogna creare i sistemi di irrigazione, bisogna creare le strade, bisogna creare le siepi, bisogna creare gli esperimenti, bisogna assumere del personale. E quindi comunque è un investimento per creare un centro di questo tipo. Adesso abbiamo altri progetti, vogliamo creare un sistema agrivoltaico dove ci sono dei pannelli solari per produrre energia e tra i pannelli solari fare questo tipo di agricoltura. Penso che riusciremo, perché vogliamo farlo, costruire anche un visitor center, quindi una sala conferenze degli uffici, per renderlo usufruibile e far venire più gente, le scuole, le università. Quindi quello è l'obiettivo 1, creare il centro. L'obiettivo 2 è comunque coltivare delle piante che interessano a noi come azienda cosmetica per studiare la concentrazione degli ingredienti attivi, organici che ci sono in queste piante. Tanto per darvi un'idea, piante che stiamo coltivando, c'è la melissa, c'è il trifoglio, c'è l'Achillea millefolium, ci sono 2 varietà di camomilla,
c'è la calendula, quest'anno abbiamo coltivato altre piante, stiamo provando il fico d'India, per nostro interesse, il cotone che è cresciuto e che può avere un interesse anche quello, il lino, altre piante insomma, per misurarne la concentrazione e vedere se possono crescere. Però l'idea è che noi comunque non riusciamo a coltivare le piante o tutte le piante che servono a noi. Cioè noi, una volta che individuiamo l'ingrediente, il principio attivo, spesso andiamo a vedere da quali piante possiamo ottenerlo, andiamo a cercare l'agricoltore in Italia che è già biologico e gli diciamo se tu ci produci queste cose ti aiutiamo a diventare biologico rigenerativo e paghiamo noi i costi di questa certificazione. Per esempio la signora in Puglia coltiva il fico d'India e da lei compriamo questa biomassa per estrarne l'ingrediente che va a finire in una crema che magari può proteggerci, no? Magari che ci proteggerà la pelle dai raggi ultravioletti, perché se una pianta cresce lì in quell'ambiente mediterraneo da migliaia di anni vuol dire che ha trovato delle soluzioni. Quindi noi quell'ingrediente lo andiamo a mettere in una crema. Per esempio, poi c'è il signore in Sardegna che coltiva il mirto, ve lo farò vedere magari dopo, il signore che coltiva la vite, le vinacce, cioè ci sono diversi agricoltori che per qualche anno rimangono con noi e poi in funzione di quello che a noi serve ingrediente andiamo a cercare altri agricoltori in Italia e all'estero, se è necessario. Quindi facciamo ricerca e sviluppo per Davines. Obiettivo 3, questa è la parte che mi piace molto perché io sono appunto uno scienziato del suolo, quindi creiamo degli esperimenti per misurare, quantificare la qualità del suolo. Cioè cosa succede a quel terreno se per 1, 2, 3, 4, 5, 6 anni lo trattiamo in modo biologico rigenerativo o convenzionale. Quindi per esempio quell'esperimento lì a quadrati, quelle sono delle parcelle di 36 metri quadri, alcune di quelle le trattiamo in modo biologico rigenerativo, quindi magari abbiamo un sistema cerealicolo dove facciamo le cover crops, usiamo solo fertilizzanti organici, disturbiamo poco il suolo, facciamo le rotazioni. Lo stesso sistema lo coltiviamo in modo convenzionale, sempre nello stesso campo, in altre parti, dove usiamo la chimica in quel quadrato, dove lo disturbiamo, ma per capire come il suolo cambia nel tempo. E vi assicuro che sta cambiando, perché se noi stiamo raccogliendo i dati, un dato banale, per esempio, basta guardare il numero di lombrichi che ci sono in queste parcelle. Quindi abbiamo fatto, in pratica, è una cornice che mettiamo a terra, in quella cornice rovesciamo una soluzione in base di mostarda che dà fastidio agli lombrichi, i lombrichi escono e si contano. Per una mezz'oretta c'erano i ragazzi del nostro team seduti su una sedia, guardando anche il cellulare, ma intanto contando i lombrichi che uscivano. E l'abbiamo fatto 2 volte, in primavera e un mese fa, nelle parcelle convenzionali, quindi con la chimica ne usciva 1, 2, in quelle rigenerative biologiche 20, 30, 40, 50, 60 lombrichi nel giro in una cornice di 50 per 50 centimetri. Basta prendere anche quel suolo, raccoglierlo, metterselo in mano e confrontarlo con l'altro e si vede che uno è più vivo, ci sono delle piccole cose da vedere, ci sono delle radici, l'altro invece è non inerte, però non è vivo come l'altro, quindi le cose possono cambiare velocemente e quindi misuriamo tutti questi parametri. L'anno prossimo in alcune di queste parcelle, dopo aver fatto le rotazioni, arriverà per esempio il frumento. Il frumento verrà coltivato sia in quelle rigenerative biologiche, sia in quelle convenzionali. Quindi dopo 4 anni ci sarà il frumento che crescerà in entrambe. Lì sarà il momento giusto per andare a raccogliere questo frumento e per fare tutte le analisi di nutrienti, di concentrazione di nutrienti, di vitamine in questo frumento, per cominciare a vedere se davvero i cambiamenti che avvengono nel suolo stanno andando anche nelle piante. Quindi cominceremo a misurare anche quello, perché poi lì è legato alla densità di nutrienti, alla qualità del cibo, quello che ci mangiamo e così via.
L'obiettivo 4 è quello di fare educazione, quindi abbiamo fatto già 2 corsi con gli agricoltori che sono venuti da noi l'anno scorso, 12 agricoltori della provincia di Parma, per 7 settimane, tutti i lunedì. Quest'anno abbiamo fatto un altro corso con degli ispettori dell'ICEA, che è uno dei centri, forse di certificazione più grande in Italia. Loro certificano, i loro ispettori andranno a certificare delle aziende agricole, quindi sono venuti da noi per fare un corso intensivo. E poi partecipiamo a diverse conferenze. Quella era una TEDx presentazione che avevo fatto a Varese 2 anni, l'anno scorso, 2 anni fa. Quindi per fare conoscere il centro in pratica. Quindi educazione importante. L'anno scorso noi abbiamo un team di hospitality. Molti ospiti li accompagniamo noi a vedere il centro, molti altri il nostro team, però più di 4.000 persone hanno visto EROC, studenti universitari, Università di Piacenza, Sant'Anna di Pisa, istituti agronomici, scuole per l'Europa, persone curiose, qualche politico, associazioni di agricoltori, quindi diverse persone vengono e noi qualche settimana fa sono venuti 3 signori in pensione che adesso fanno agricoltura, sono venuti a curiosare e noi gli abbiamo spiegato quello che facciamo perché sono interessati, vogliono vedere se si può cambiare. E poi estetisti e parrucchieri, centinaia, che ho trovato molto interessati, sono molto sensibili a queste tematiche perché poi tutto riconduce poi anche alla nostra salute, al modo in cui usiamo questi principi attivi così. Ed infine, un'altra cosa che facciamo come obiettivo 5, che l'ho già accennato prima, è di aiutare questi agricoltori che ci forniscono la biomassa, aiutarli a certificarsi ROC. Si chiama Regenerative Organic Certification ed è una certificazione privata che viene dagli Stati Uniti. Abbiamo scelto questa perché è un protocollo molto dettagliato che si basa sulla salute del suolo, la salute degli animali, il benessere degli animali, se esistono nell'azienda agricola, e le condizioni dei lavoratori, quindi i ragazzi, i lavoratori dell'azienda. Quindi bisogna seguire questo protocollo, bisogna controllare tantissime cose. Gli ispettori, per esempio, dell'ICEA in Italia escono a controllare che tutto quello che è stato detto corrisponde alla verità. C'è un costo che lo stiamo sostenendo noi. Quest'anno abbiamo aiutato 14 agricoltori in Italia a certificarsi ROC, pagando noi i costi di certificazione. Ce ne sono altre di certificazioni, probabilmente anche valide. Noi abbiamo scelto questa perché uno dei membri fondatori è proprio il Rodale Institute con il quale collaboriamo. L'altro è Patagonia, la grande multinazionale che sta dando un esempio fantastico a tutti quanti per quanto riguarda sostenibilità, e poi un'altra azienda cosmetica che si chiama Dr. Bronner. Quindi stiamo seguendo questa certificazione, almeno per ora, funziona. Certo che gli agricoltori vanno seguiti, perché è in inglese, perché non capiscono bene, quindi abbiamo dei consulenti che li aiutano a seguire questo processo, prima online e poi sul campo, quando escono gli ispettori. Le ultime 2 cose che volevo dirvi è che quindi anche un'azienda cosmetica, noi non abbiamo bisogno di grandi volumi di biomassa, non siamo come, che ne so, Barilla che ha bisogno di migliaia di tonnellate di frumento. Noi magari basta qualche tonnellata, però comunque offre agli agricoltori un piccolo mercato alternativo. Poi spesso se si certificano ROC vuol dire che tutta l'azienda è certificata così, quindi non solo vendono quelle cose a noi, ma possono vendere poi i cereali certificati ROC ad un'altra azienda, quindi ne beneficiano. Questo agricoltore che è a sud, sulle colline a sud di Parma, l'abbiamo coinvolto 2 anni, abbiamo cominciato a coinvolgerlo 2 anni fa. Allora, lui coltiva la vite è una pianta perenne, quindi già si presta quasi subito al biologico e può diventare biologico rigenerativo se non si usa la chimica, loro non la usano. Tra i filari di vite lasciano crescere l'erba, cioè mantengono il suolo coperto, seguono questi principi.
e producono vino, Barbera. Però nelle bucce del Barbera, nelle vinacce, c'è un ingrediente, è l'acido tartarico, perché la Barbera è un vino abbastanza acido. Questo ingrediente si può mettere in una formulazione, in uno shampoo, apparentemente apre i pori della cuticola e fa diventare, ha un effetto positivo sui capelli. Lì dovreste chiedere alle mie colleghe esattamente come funziona, però è un ingrediente che utilizziamo, quindi lui in pratica ci fornisce, ci vende i campioncini, la prossima volta. Quindi le vinacce che lui butterebbe nelle vigne come magari fertilizzante organico, parte di quelle le vende ad un'azienda cosmetica, quindi ci guadagna qualcosa. Tra l'altro abbiamo visto, perché noi abbiamo contatti in tutto il mondo, per esempio questo agricoltore sta vendendo più bottiglie negli Stati Uniti, perché poi Davines ha un network enorme di clienti e quindi è contento, insomma, di questa. Ma questo è per far vedere che anche l'azienda cosmetica, che sembra magari banale, in realtà tutta l'industria cosmetica potrebbe avere un impatto significativo e ci sono già altre aziende cosmetiche che fanno cose simili. Questo Dr. Bronner lo fa, per esempio l'olio di cocco, anche quello rigenerativo, che comunque è una componente importante dei loro prodotti. E per finire, niente, questa era una collaborazione che abbiamo avuto qualche anno fa e vogliamo continuare con i slow food, quindi con i presidi slow food. Sono piccoli agricoltori in Italia, in diverse parti, che ci hanno fornito degli ingredienti particolari per prodotti particolari, linee di prodotto particolari, quindi comunque quando noi vendiamo, facciamo riferimento a quel particolare ingrediente che è venuto da quella particolare azienda agricola che si trova in quel posto. Queste sono cose che piacciono molto, per esempio, agli americani. Il Nord America, l'America, gli Stati Uniti è il mercato più grande che abbiamo. Adesso non so se siano 100 milioni di euro solo dagli Stati Uniti, però l'Italia è bella, l'Italia ha una storia, l'Italia ha cultura, queste parti. Il fatto che esistano agricoltori in queste zone geografiche che producono cose particolari comunque piace. E niente, mi fermerei qua, questa è l'ultima slide, ma per ricordarvi di nuovo appunto che tre pilastri di Davine sono proprio la bellezza, l'etica e la sostenibilità. Della bellezza mi sono accorto perché l'estetica, perché io mi sono sempre occupato di terreni, di suolo, però entrando in Davines tutto quello che si fa e si vede deve essere bello. Cioè, anche la colza o la faceglia che fioriscono in quel periodo e che hanno colori diversi e che fotografate da un drone stanno bene, anche quello fa parte del gioco. Quindi siamo attenti anche a queste cose. Che è un'altra cosa italiana, insomma, la bellezza. Ecco, grazie molte. Finisco qua. Grazie mille, anche qui spunti numerosissimi, credo, insomma, per la discussione successiva, ma noi andiamo al nostro terzo intervento, che è anche l'ultimo, che ci porta e chiude un po' il filo, no? Perché ci porta al punto di vista di un'istituzione, una regione, che è l'istituzione che dialoga col territorio in generale, con tutti gli attori del territorio, l'istituzione che da una parte si occupa di protezione, conservazione del capitale naturale e che dall'altra fa da facilitatore a tutti quei processi virtuosi che riguardano il fare impresa, che riguardano i cittadini nelle loro vesti anche di consumatori, ad esempio. La testimonianza ce la porta Daniele Minetti, che è funzionario economico-finanziario della Regione Liguria. Il dipartimento è quello dell'agricoltura, turismo, formazione e lavoro, ma il settore è quello delle aree interne, dei parchi e della biodiversità, che è, diciamo, forse il fil rouge dell'intervento. La biodiversità e i servizi ecosistemici, no? Un altro di questi concetti che abbiamo richiamato oggi molto e che forse è di nuovo il filo conduttore delle esperienze che Daniela Minetti ci porta. Anche qui, grazie. Grazie Barbara, grazie professor Pestarino, grazie agli interventi precedenti che appunto danno spunti
infiniti, vi va molto bene, che ho un principio di mal di gola, di fastidio alla gola, per cui sarò nei tempi, e contrariamente all'enfasi che invece mi verrebbe da tutti gli stimoli che sono venuti, perché verrebbe proprio da commentare. Io mi sono segnata dal professor Bellini la parola memoria, perché la perdita della memoria, il fatto di non avere memoria, questi tempi per cui se abbiamo 9 alluvioni, 9 frane in 90 anni, ci sembra che sia successo poca roba, però invece vuol dire che i tempi invece sono molto rilevanti e vanno considerati. L'altra parola è quella dell'equilibrio, che invece ci porta il nostro collega di Davines, e mi piacerebbe portare io come parola che tiene un po' insieme il tutto, a parte i servizi ecosistemici che fanno da fil rouge, la parola comunità, perché poi l'ente pubblico quello dovrebbe fare, no? Essere l'elemento che porta la comunità. E noi sul nostro tema in particolare, diciamo, le politiche ambientali in generale, il professor Bellini ha fatto un piccolo excursus iniziale, ma in effetti io lo dico sempre, io mi sono laureata in scienze naturali nell'85 e all'epoca chi usciva da scienze naturali andava ad insegnare, e noi siamo stati il primo manipolo di pazzi furiosi che pensavano di poter fare dell'ambiente un mestiere, perché non c'era niente, c'era forse la legge Merli e poco altro. Poi da lì sono successe delle cose. Queste cose sono state tendenzialmente finalizzate, all'inizio si dicevano, al freno, allo sviluppo, e quindi limiti allo sviluppo. E poi sono rapidamente, questo grazie a un processo di cui l'Europa è stata leader in tutto il mondo, un ragionamento invece più legato all'equilibrio, quindi passando per la sostenibilità, e che oggi chiamiamo le politiche del Green Deal. E dal punto di questo tipo di politiche sono andate avanti molto bene, e soprattutto alla parte iniziale, nei confronti del mondo industriale, che è stato il primo ad essere approcciato e forse quello su cui poi c'è stato un impatto più importante e immediato, perché prima si limitavano le emissioni, poi adesso sono fatti dei ragionamenti diversi sui corpi ricettori, non è più soltanto il fatto che tu butti fuori poco o tanto, ma poi c'è stato un grosso elemento che è quello del consumo sostenibile, del mercato che chiede delle cose più sostenibili alle aziende, e quindi una responsabilità che cresce. Vediamo Davines che tipo di responsabilità sociale, no, ha portato. Nell'ambito delle politiche della biodiversità, una delle tendenze principali che c'è stata è stata quella di cerchiamo di non far più succedere niente, cioè nel senso teniamo fermo più che si può, e quindi diamo sul territorio una serie di vincoli che poi funzionino è un'altra questione, ma che tendenzialmente la politica di tutela della conservazione è stata una politica di conservazione quasi fotografica, e per certi versi ancora l'Europa ci chiede di rendicontare gli stessi ecosistemi che avevamo nel 94, per quanto chi si intende di ecologia sa che è impossibile, ma va bene, e però con una cosa più di limite. Questo ci ha creato notevoli problemi su due aspetti. Uno, quello dei rapporti con chi il territorio, sul territorio ci vive veramente, che sono le comunità dell'entroterra, che vivono le politiche di conservazione della natura come la peste bubonica. E l'altro nei confronti invece proprio della conservazione, perché la conservazione statica, come diceva il professor Bellini, il non fare non è che aiuta la conservazione. E ci è voluto parecchio per riuscire ad arrivare a questa osservazione, però siamo arrivati a questa. Tant'è che infatti noi tutti annoveriamo come l'abbandono dell'entroterra come una delle problematiche ambientali per il dissesto idrogeologico, ma anche per la biodiversità più importanti che oggi abbiamo. Allora occorre fare un ragionamento
diverso, meno manicheo e come si diceva prima, no? Bisogna sempre cercare un po' questo tema dell'equilibrio e su questo andiamo. Allora, dunque, mi dite cosa devo schiacciare? Io lo schiaccio, destra e sinistra, verso... Guardando lui, ok. Benissimo. Allora, nell'evoluzione, quindi internazionale soprattutto, comincia a prendere piede questo tema sia sull'agenda dell'ONU che quindi sullo sviluppo sostenibile che sul Green Deal. Certamente la biodiversità sta diventando una priorità perché, come tutte le risorse limitate, poi alla fine si percepisce la sua limitatezza. Ci siamo accorti dei fiumi quando negli anni 70 ci passavano sopra dei panni di schiuma, no? Ecco, adesso anche il tema della biodiversità è diventato finalmente prioritario in un concetto un po' più esteso di ambiente. E quindi uno degli obiettivi principali è quello di arrestarne la perdita. Però appunto questo arrestarne la perdita ha aperto un ragionamento a un discorso più partecipativo, cioè a dire quello che dicevamo prima, la difesa passiva, non fare niente, cioè il territorio lì, anche i sistemi, non toccare. E in realtà quel non toccare non è più la strada maestra. La strada maestra è gestiamo il territorio e cerchiamo di avere dei posti dove non tocchiamo niente, ma anche invece modalità di tutela attiva. Allora questo apre a tutto un sistema di strumenti amministrativi, gestionali e soprattutto di governance territoriale importanti. Perché abbiamo bisogno di un equilibrio si parlava prima di animali al pascolo, di ambienti agricoli che recuperano una compartecipazione di più elementi, perché dobbiamo, cioè o ci crediamo alla sostenibilità o non ci crediamo. Se ci crediamo dobbiamo pensare che ci sia un modo per fare economia e che abbia un equilibrio virtuoso con il territorio. Penso che l'esperienza di Davide si abbia detto che mi sembra che loro nel fare un'operazione virtuosa nei confronti del territorio ci fanno economia abbastanza bene, quindi non sto a perorare questa causa. Ce n'è più di uno e loro sono sicuramente nell'ambito un bel esempio. E quindi questo tema della transizione ecologica, che spesso no, ci troviamo con i media che quando si parla di transizione ecologica chiedono ma quanto ci costa questa transizione ecologica? Ma possiamo invece passare a quanto ci rende questa transizione ecologica, quanto è più produttiva per noi sotto tanti aspetti diretti, economici e indiretti, benessere, salute, eccetera, eccetera, ma anche dal punto di vista delle regole del mercato. E quindi abbiamo cominciato a fare dei ragionamenti. Questa è un po' la situazione della tutela della biodiversità in Liguria. La Liguria è, diciamo, mi tocca dire, grazie all'abbandono, forse, la regione che è già arrivata ad avere il 30% del suo territorio protetto, nel senso che noi abbiamo una superficie di zone di interesse comunitario pari a circa il 30%, quindi quell'obiettivo del 30% ce l'abbiamo. Questo vuol dire che siamo a posto per niente, però dal punto di vista dei numeri perlomeno siamo in questa situazione. Sapete che la tutela della biodiversità è governata dalla direttiva Habitat e dalla direttiva Uccelli, che individuano delle zone di interesse comunitario. Nel momento in cui queste zone di interesse comunitario vengono definite con un programma, individuati gli elementi di pregio, definite le misure di conservazione che possono essere realizzate, diventano delle zone speciali di conservazione, delle ZSC, e a quel punto le ZSC diventano dei territori su cui vigono determinate regole con determinati strumenti. Vedete che gli strumenti sono il formulario standard, che è l'elenco delle specie e degli habitat che abbiamo all'interno di una ZSC. L'IBIOS è l'Osservatorio Ligure sulla biodiversità, gestito da ARPAL, in cui c'è questo
che contiene tutti questi elementi. La carta degli habitat è la restituzione cartografica di quanto prima. Le misure di conservazione sono le famose regole di cosa fare o non fare sul territorio. I piani di gestione sono uno strumento un po' più attivo, ma dirò poi anche perché abbiamo delle difficoltà con i piani di gestione, e la VINCA cosiddetta è la valutazione di incidenza, che è lo strumento che bisogna adottare sul territorio delle zone speciali di conservazione ogni volta che si deve realizzare una qualunque attività, piano, programma, qualunque. Dopodiché poi abbiamo fatto alcune operazioni, diciamo, di snellimento amministrativo per le cose che effettivamente avevano meno senso, ma la misura europea dice qualunque. Dopodiché, appunto, sempre un po' forte coi deboli, debole coi forti, queste vinca hanno dei significati che per cui ogni tanto succedono cose, ma vabbè. Ecco, un'altra caratteristica che abbiamo in Regione Liguria è che di queste 99 zone terrestri, 23 sono marine, dicevo appunto il 30% del territorio è progetto, abbiamo ben 3 regioni biogeografiche. Questo ci rende la regione con la più alta biodiversità d'Italia, in quanto noi abbiamo presenti sullo stesso territorio regionale, oltre al mare, la regione mediterranea, la regione continentale e anche la presenza della regione alpina per quello che riguarda l'estremo imperiese. Quindi una situazione di ricchezza nella piccola Liguria molto molto importante, dovuta appunto alle nostre diversità. Ecco, cominciamo ad andare un po' sui problemi invece. I problemi, come si diceva prima, l'abbandono. Noi siamo, tra le altre cose, una delle regioni più boscate d'Italia. Siamo la seconda o ce la giochiamo, insomma, con la Calabria da questo punto di vista. Non si tratta di foreste primordiali, si tratta quasi prevalentemente di foreste secondarie, cioè di zone abbandonate, prima coltivi o prima pascoli, eccetera, che sono state colonizzate dalla serie vegetazionale, quindi prima dagli arbusti che poi diventano alberi, quando poi non ci sono le infestanti e quant'altro. Si diceva prima, questo abbandono è una causa di degrado, perché se vogliamo dirci una cosa, dobbiamo pensare che il sistema di terrazzamenti che ha fatto della Liguria, che ha salvato, diciamo, la Liguria dal punto di vista della sua attività agricola, consentendo di alimentare popolazioni per molti secoli, in realtà dovremmo interpretarlo, se volessimo essere corretti, come una sorta di ecomostro. Perché i muretti a secco che cosa hanno fatto? Hanno completamente modificato il profilo dei monti delle nostre colline, creando una situazione di alterazione molto positiva nel momento in cui si coltivano e si manutengono, ma nel momento in cui vengono abbandonati questa situazione ricerca l'equilibrio e quindi, come abbiamo visto prima, questo equilibrio viene ricercato, gli alberi che crescono scalzano il muretto comincia a venire giù, l'albero non tiene più, comincia a rovesciarsi e abbiamo, se non le frane importanti che abbiamo visto, dei fenomeni anche superficiali che sono comunque molto dannosi. Avete visto tutte quelle piante, no? Quegli alberi che ci sono, abbiamo visto delle scene tremende durante l'alluvione, quella Val di Vara e Cinque Terre. In Val di Vara, a Borghetto, vedevate degli alberi enormi che sono proprio passati in mezzo al comune di Borghetto Vara, piuttosto che quegli alberi lì erano gli alberi delle frane, gli alberi instabili dei versanti, non erano certamente gli alberi dei povererii. E questo deriva da questa situazione. Quindi questa situazione di questi boschi abbandonati crea una instabilità da un punto di vista idrogeologico, ma anche da un punto di vista della biodiversità, perché lì noi avevamo un mosaico agricolo e naturale molto più articolato. Oggi voi, infilandovi in una qualunque valle, cominciate a entrare e vedete tutto questo bosco, interi versanti che una volta non erano così, piccoli borghi annegati nel bosco. Non è che noi siamo nemici del bosco, ma che dobbiamo tenere presente che è una situazione
che non è di naturalità, ecco, cioè da un punto di vista della biodiversità non rappresenta una piena uno sviluppo della biodiversità in termini positivi, perché noi avremo bisogno, cioè abbiamo una regione che aveva una maggiore articolazione. Allora, se aveva una maggiore articolazione, perché le comunità che ci vivevano facevano delle attività che erano più in equilibrio con il territorio. Noi abbiamo lavorato tanto sulla pastorizia e mi faceva piacere che lui parlasse proprio della questione degli animali, dell'allevamento. Le praterie si sono chiuse perché nessuno più le pascola, cioè c'è poco da fare. Ora, l'attività di pascolamento può essere dannosa per la biodiversità se parliamo di sovrappascolo, ma tendenzialmente è un'attività che consente la fertilizzazione del pascolo. E poi vedremo le aree aperte che tipo di servizi ecosistemici ci portano e che complessità ci possono offrire dal punto di vista del territorio. Quindi dobbiamo interpretare la presenza umana come una presenza che potrebbe o può essere importante nell'equilibrio territoriale. Primo perché non è che auspichiamo la scomparsa completa dell'uomo sul territorio per salvaguardare la biodiversità, ma proprio perché comunque la ricerca di quell'equilibrio è un po' un obiettivo che dovremmo traguardare. Ma il tema della tutela attiva non viene percepito come un'opportunità e come un valore. Anzi, diciamo che la tutela della biodiversità per le comunità locali viene percepito proprio come soltanto un onere, che tant'è che infatti è rinata un movimento contro, ad esempio, i parchi, che poi i poveri parchi hanno la colpa minore, perché semmai è la parte della rete Natura 2000 quella che impone più vincoli. Anzi, i parchi semmai sono motore di sviluppo, però sentite, no, questa cosa, i lacci-lacciuoli famosi che sono molto fastidiosi, e non il fatto che invece ci siano dei benefici dal fatto di vivere in un posto ad alta qualità ambientale. Perché l'alta qualità? Cioè, perché noi dobbiamo tutelare la biodiversità? Cioè mica un fattore etico generale, noi la tuteliamo, siamo qua tutti quanti, siamo d'accordo, siamo nella parte dei buoni che tutelano la biodiversità. E la biodiversità noi la tuteliamo perché è un valore per la comunità, cioè dà una serie di benefici complessivi, in primis a chi ci sta dentro, ma se chi ci sta dentro non riusciamo a fargli percepire e a dargli una misura di questo beneficio, è chiaro che diventa una cosa per anime belle che vivono in città e che poi chi vive lassù ha tutti i suoi problemi. E quindi qual è un elemento su cui abbiamo quindi battuto e stiamo cioè cercando di studiare è quello di passare dalla conservazione tal quale di habitat e specie, cioè non toccare niente di lì, ma fare un ragionamento invece sui servizi ecosistemici che l'habitat ci fornisce. Perché questo ci consente di spostare la nostra attenzione sui benefici e come io posso gestire i benefici che l'habitat mi dà senza danneggiare il capitale naturale, senza danneggiare l'habitat. Cioè ne faccio comunque un uso, ma ne faccio un uso che è, e sempre la parola, in equilibrio con il territorio. Quindi non è più non tocco niente, poi tocco, ma comunque sia con un percorso che mi salvaguarda poi alla fin fine l'habitat, la specie e i servizi ecosistemici collegati. Quindi in realtà che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un patto d'alleanza con chi vive il territorio e vedere di spiegargli come si può dare delle risposte meno banali di un tempo o come l'abbiamo sempre fatto così a dei problemi e una domanda reale di benessere, di lavoro, di poter di poter vivere in certi territori. E quindi cioè, promuovere una crescita della consapevolezza del fatto che l'alta qualità ambientale è un bene collettivo, è un bene sociale, che può anche essere un bene economico nel momento in cui possa essere utilizzato in maniera equilibrata. Quindi passare anche nella tutela della biodiversità da un approccio top-down, per cui soltanto a vincoli, ma a un approccio alla tutela attiva e quindi più che del command control passare a
attivare percorsi di comunità custodi, comunità che, percependo il valore che hanno sul territorio e la modalità positiva che hanno di utilizzarlo, ne diventino i primi attori della tutela, perché è da quella tutela che traggono il bene da cui possono poi proseguire e lavorare. Quindi il tema della relazione uomo-territorio, appunto, noi possiamo provare ad affrontarlo proprio partendo dal concetto dei servizi ecosistemici, perché è lì che ce l'abbiamo. Adesso poi vediamo un attimo. Cioè, l'uomo animale usa da sempre i servizi ecosistemici. Prendo la selvaggina, prendo la frutta, comincio a coltivare, prendo il foraggio. Ecco, a prendere dal territorio siamo sempre stati capaci. L'uomo culturale riesce ad apprezzarli anche da un punto di vista del valore per la persona, per la comunità, e quindi cioè, stiamo facendo un passaggio successivo, la comunità le amministra per sé e per le generazioni future. Questo schema di scuola su che cosa sono i servizi ecosistemici lo facciamo brevemente, ma nel senso l'ecosistema lavora di per sé, a prescindere dal fatto che noi ci siamo o che non ci siamo, e attraverso questi habitat e le specie svolge determinate funzioni. Produce biomassa, regola il clima, produce il suolo, la pedogenesi, fa la fotosintesi, cioè sono tutte attività che vengono svolte a prescindere dal fatto che l'uomo ci sia o non ci sia. Tutte queste funzioni diventano servizio nell'impatto con l'uomo e quindi poi alla fin fine, dicevamo, i servizi si definiscono secondo queste 4 categorie: la fornitura, e la fornitura è quella che noi sappiamo usare da sempre. I servizi di sistemi di fornitura, noi sappiamo prendere i pesci, l'acqua, il legno, il foraggio, e sappiamo anche dargli un valore economico, perché in una regola di scambio e di mercato noi li prendiamo e sappiamo venderli. E su quello si è basata l'economia sino ad oggi. Ci sono i servizi di regolazione che cominciano dopo, diciamo, la questione dei cambiamenti climatici, hanno cominciato ad essere percepiti e anche in qualche modo oggetto di scambio. Se pensiamo ai certificati bianchi per quello che riguarda la questione dell'assorbimento della CO2, no? Quella è una funzione, ma ci sono tante funzioni di regolazione. Per esempio, giusto nell'ambito dei pascoli, i pascoli sono la zona della flora, e la flora è quella che diciamo, alimenta il servizio di impollinazione, perché gli impollinatori vanno sui fiori spontanei, vanno sui fiori agricoli, e questo ci serve per fare la produzione, ad esempio, della frutta. Allora, il servizio di impollinazione è un servizio fondamentale, importantissimo, di regolazione, che viene trascurato normalmente. Sì, sappiamo che ci sono le api, ci sono gli apicoltori, adesso c'è qualche problema per gli apicoltori, però non diamo tanta rilevanza. In Cina fare l'impollinatore è diventato un mestiere, perché la chimica ha distrutto le comunità degli impollinatori. E quindi per riuscire ad impollinare la frutta ci sono dei signori che vanno sopra l'albero con delle grosse spugne da cipria e spostano il polline. Vedete, è lavoro anche quello lì, però diciamo è un po' inquietante dal punto di vista del sistema. Questo è un servizio ecosistemico classico che deriva dal fatto che noi manteniamo un'area aperta e un pascolo in maniera adeguata. È un servizio minacciato, vi devo dire, dal cambiamento climatico, perché abbiamo studi che ci dicono che purtroppo gli impollinatori patiscono molto il caldo e quindi si stanno spostando da noi verso le quote delle colline e in Europa verso le aree più nordiche. Ci sono scenari che dicono che nel 2050 potrebbe essere che la Francia e le piane della Francia e della Germania praticamente perdano tutti i loro impollinatori, che si spostano invece nella penisola scandinava piuttosto che in Inghilterra. Però speriamo che questo non sia, però ecco, capiamo che ci sono delle cose che sono magari meno
eclatanti di alcuni fenomeni, ma che sono effettivamente molto importanti. Questi sono, ad esempio, appunto i servizi di regolazione. Sino ad oggi noi non l'abbiamo valutati da un punto di vista del nostro sistema economico-sociale, oggi cominciamo, come tutte le, diciamo, le risorse limitate. Anche le risorse principali, quelle di habitat, non le consideriamo. Quanto vale l'aria? Non la valuteremo mai se non rimaniamo senza aria qua dentro e ci dobbiamo scambiare una bombola di ossigeno. Ecco. Quindi finché queste vanno bene, vanno bene. Ci sono degli altri servizi, e mi ha fatto piacere che parlassi della bellezza, perché ci sono dei servizi che sono invece strettamente culturali e di fruizione. Il paesaggio, la bellezza, lo star bene, il benessere. E oggi abbiamo un tipo di fruizione proposta per il nostro entroterra, non so se ne avete già sentito parlare, che è il forest bathing. Ora, se voi andate da in una qualunque dei nostri paesi e gli dite, guarda, sai che se fai una passeggiata nel bosco poi dopo stai veramente bene. Questo Ebbene, il forest bathing parte da questa questione, ne ha fatto una questione scientifica perché a Bologna il CNR ha studiato tutta una serie di ormoni che vengono liberati nella relazione tra noi e l'albero, che fa sì che cioè che la passeggiata nel bosco diventa un prodotto turistico a basso consumo di capitale naturale e ad altissimo valore aggiunto, perché è un servizio turistico che si paga in maniera molto alta, perché si va e si capisce, si percepisce completamente tutto il benessere che ti dà il fare quella particolare passeggiata nel bosco di cui apprezzi tutti gli aspetti. Ma fare una passeggiata nel bosco, cioè chiunque di noi sa che uno dopo che l'ha fatta sta un po' meglio dopo, no? Ecco, questo è uno dei servizi ecosistemici di tipo culturale. Ma se vogliamo andare un po' più in là, possiamo pensare all'ispirazione artistica o all'ispirazione religiosa, cioè la cima delle montagne che ha una croce su ogni cima, no? Ecco, c'è questo tema dell'altissimo che poi possa essere di qualunque colore e religione, ma c'è un tema, no? di ispirazione spirituale differente. Ecco, tutto questo insieme noi la dobbiamo considerare un po' più complessivamente, cioè se noi lo scandagliamo, quindi non più per habitat e specie, tutela, non andare a fare, ma se facciamo un ragionamento su tutti questi benefici, possiamo pensare di costruire dei sistemi economici che li valorizzino senza togliere il capitale naturale, ma che le persone possano apprezzarli in maniera differente e quindi diventarne dei attori della tutela. Nel momento in cui questi benefici, appunto salute, benessere, senso di appartenenza, possono assumere quindi un valore economico, dicevamo il forest bathing, pagato a carissimo prezzo, ma ci sono altri esempi su questo, allora noi possiamo porci un altro problema che è stato, diciamo, giuridicamente definito nella legge anche 211 che recepisce comunque le direttive europee, cioè quella di troviamo dei meccanismi per il pagamento dei servizi ecosistemici, che non vuol dire la commercializzazione della natura, cioè allora taglio un bosco, quindi no, mi risarcisco per quello, ma è esattamente un po' il contrario, cioè vado a vedere come il mantenimento di un servizio ecosistemico può essere premiato da parte di chi lo sta facendo. Quindi il pastore che pascola, che non fa l'agricoltura convenzionale, tra l'agricoltura, scusate, tra l'allevamento convenzionale e l'allevamento di alpeggio c'è una differenza mostruosa dal punto di vista di tutti gli indicatori ambientali, a partire da quelli serra per la questione delle deiezioni, ma c'è la domanda di cereali sottratta all'alimentazione, c'è la domanda d'acqua, c'è la domanda di energia, cioè ci sono tutta una serie di fattori che nel caso di alpeggio si capovolgono. Non solo, ma tu mi mantieni anche il pascolo e quindi mantenendomi il pascolo mi mantieni gli impollinatori, mi mantieni il paesaggio, mi mantieni tutto il resto. Allora devo
considerare questo prodotto che tu mi dai, formaggio, carne che sia, diverso da un Fontal o da una bistecca di batteria? Allora non è più la pacca sulla spalla che diamo all'allevatore di montagna, poverino, che fatica che fai, e quindi ti do l'indennità ettaro, che può essere comunque uno strumento di politica di tutela, va bene, cioè non è che neghiamo questo tipo di politica, ma possiamo fare un passo avanti di più. Possiamo pensare a degli strumenti che addirittura dal mercato possano ripagare quel prodotto, se noi riusciamo a metterci dentro tutta una comunicazione, tutto un sistema di gestione. Ecco, questo ci cambia proprio un po' la prospettiva, e sul pagamento dei servizi ecosistemici proprio con Barbara stiamo lavorando tanto per capire come si può nei diversi contesti riuscire a trovare un po' le politiche corrette o l'attività giusta. Ecco, credo che questo approccio che vi sto presentando sia un approccio in cui l'ente fa una parte, cioè come dicevo prima abbiamo bisogno di un patto, cioè la tutela ambientale, questo sempre un po' per la sostenibilità, non viene tutto dal pubblico e il cittadino inerme aspetta. Qui abbiamo bisogno di essere tutti partecipi. L'Europa ha già iniziato a chiederci questo con le politiche di produzione e consumo sostenibile, perché c'è questa fantastica regola del mercato che se noi chiediamo una cosa, prima o poi qualcuno ce la dà. Per cui se noi chiediamo insostenibilità, abbiamo insostenibilità, ma se noi chiediamo un prodotto sostenibile, se chiediamo un cosmetico che non, diciamo, che non usa la chimica, prima o poi qualcheduno ce lo produce. Allora, da questo punto di vista, il ruolo del consumatore non è più, diciamo, quello pasoliniano, vittima della pubblicità. È un ruolo molto attivo. Io racconto sempre questa cosa, dalla conferenza di Rio de Janeiro c'è stato un obiettivo solo raccolto prima di tutti gli altri, prima del tempo che si era dato, e che riguardava il tema del buco dell'ozono. Se ricorderete, no? La politica che c'era stata, cioè la paura generale sul buco dell'ozono all'uscita di Rio con queste grandi masse. E da lì è venuto fuori che questo buco dell'ozono veniva fuori dai nostri spray, cioè che uno dandosi il deodorante alla mattina bucava l'ozono o la lacca. E beh, questo ha reso tutti quanti molto consapevoli, tant'è che noi ancora adesso, dal 92, troviamo sulle bombolette spray non buca l'ozono, perché la tecnologia c'era, è stato relativamente facile, quello è stato l'unico obiettivo dell'agenda di Rio originale che è stato raccolto prima della fine. Perché? Perché c'è stato un movimento generale che domandava quel tipo di prodotto, sia per gli spray che per i frigoriferi. Però la tecnologia c'era, l'azienda l'hanno messo sul mercato. Allora, ecco, questo riappropriarci del ruolo di domandare tutela dell'ambiente è un primo ruolo. L'altro ruolo è quello di essere invece attori direttamente in questo sistema. Se andate giù al Festival della Scienza al Museo del Mare trovate questo ridisegnato per i bambini, abbiamo fatto anche un gioco su questo, dando così piccolo spazio di pubblicità. Siamo al Museo del Mare, al Festival della Scienza, proprio su questo tema. Qui ce ne sono un po' di esempi, ma facciamo prima. Ecco, allora un esempio di quelli di un pascolo, no? Allora abbiamo il foraggio, abbiamo detto, sappiamo portarlo via, ma il paesaggio, cioè se noi non abbiamo gli schiari, il paesaggio non lo vediamo in montagna, è chiaro, quindi questo è un aspetto. La conservazione del suolo che si diceva prima, la prevenzione degli incendi, sappiamo che le linee tagliafuoco fanno parte di questa azione. Abbiamo conservazione della biodiversità dal punto di vista della flora. Gli impollinatori, l'abbiamo detto, i pascoli sono nursery per alcune specie faunistiche, il bosco è nursery per altre specie faunistiche, ma comunque sia abbiamo questa azione interspecifica, il sequestro di carbonio, il miglioramento microclimatico, il benessere sociale e psicologico, l'ispirazione artistica, l'ispirazione religiosa. E questi sono esempi che possiamo poi, habitat per habitat, andarci a cercare. Allora, noi
quello che vi dovevo fare come diciamo cappello era questo, 5 minuti, perfetto, ok, allora abbiamo già finito, perché vi raccontavo un po' tutte le cose che abbiamo cercato di fare concretamente a partire da, insomma, siamo arrivati a queste riflessioni dopo anche diversi anni di progetti, col progetto Corem, che è ancora della programmazione. Dunque, questa era 14-20, era la 7-14, o forse quella ancora prima, e abbiamo cominciato ad affrontare questo tema della biodiversità e della tutela della biodiversità a partire non tanto dalla dimensione etica, che come dicevo coinvolge solo i buoni, ma anche la dimensione identitaria, che è un primo aspetto. Perché sei legato a quel territorio, te lo vedi così? Perché di lì cominciamo a fare dei ragionamenti. L'attivazione di una serie di soggetti moltiplicatori capaci di raccontare questa serie di valori della biodiversità per te e per gli altri e come questo possa entrare anche nel mercato. E poi questa comunicazione tra la diversità che si può fare della comunicazione tra l'ambiente urbano e la costa con quello che facciamo nell'entroterra, perché appunto su questo tema della biodiversità c'è proprio una frattura culturale, per cui quelli della costa sono tutti contenti di tutelare la biodiversità, nell'entroterra ci sparano, non ci sparano, ma insomma. E ecco, e vabbè, e quindi qua abbiamo provato a fare questi ragionamenti dicendo a partire dal formaggio arrivare poi a capire perché è importante tutelare il pascolo. Facciamo un passo avanti, questa è la programmazione 14-20, quindi quell'altra era proprio la 7-14. E con questi progetti abbiamo cercato di lavorare, questo era un progetto molto grande, strategico, con 1000 partner, 5 progetti. ProBiodiv era il progetto che abbiamo seguito noi come regione proprio sul tema dei pascoli, per cominciare a diciamo, promuovere questo tema del valore dell'attività di pascolamento rispetto alla tutela della biodiversità. E quindi vedere, cominciare a capire quel valore famoso della formaggetta, che è stata anche diciamo, esaminata proprio dal punto di vista della disponibilità a pagare. A dire, posto che, come abbiamo detto prima, abbiamo capito che quella formaggetta là rispetto al Fontal ha un valore diverso. C'è un consumatore che è disponibile a pagare quella differenza perché comunque c'è una tutela del pascolo? E lo dico io, non l'ha fatto Barbara, c'è stato proprio un'indagine sulla cosiddetta disponibilità a pagare che ci ha dato dei risultati veramente molto importanti. Abbiamo fatto anche un passo avanti, l'abbiamo provato attraverso il coinvolgimento di alcuni ristoratori genovesi grazie alla Camera di Commercio a cui abbiamo portato i nostri allevatori e produttori ed è venuto fuori che in effetti sembra che sia proprio vero. Allora, se è proprio vero, insomma, bisogna fare un po' dei passi avanti. Se non ho più tempo, poi allora vado direttamente in fondo. Comunque, questo era appunto il tema delle comunità custodi, come vi dicevo, diventa fondamentale questo patto, che parte da un aspetto importante che è quello del ritorno, cioè del riconoscimento della dignità di chi lavora sul territorio, che non è detto che sia un'impresa, può essere anche una persona, un pensionato che torna lassù perché c'ha la seconda casa, ma che fa un lavoro preziosissimo di manutenzione minuta del territorio e che cioè, occorre cercare di costruire delle situazioni in cui questi possano sentirsi uniti, massa critica e parte attiva. Perché purtroppo, diciamo, per troppo tempo c'è stata un po' questa cosa che chi è rimasto in montagna, diciamo, erano fortunati quelli che sono andati sulla costa, mentre quelli che sono rimasti su sono un po' sfigati, passatemi il termine, perché non hanno la strada, non hanno l'ospedale, non hanno la scuola, non hanno la posta, eccetera, eccetera. Ecco, allora occorre qui capovolgere un po' la prospettiva e visto che, vabbè, sarebbero tantissime cose da dire, ma la curva dello spopolamento, grazie a Dio, non è più, diciamo, a precipizio, ma è diventata, diciamo, si è stabilizzata. Mi direte, non c'è più nessuno che deve andare via.
può essere un aspetto, però si vede anche che ogni tanto c'ha qualche elemento di crescita. E se vi devo dire, l'ultima volta che abbiamo fatto un convegno su questi temi al Parco delle Alpi Liguri, le aziende che sono venute a parlare con i loro progetti di diverse cose, sta tornando la questione del frumento anche là, con le comunità del cibo, ci sono strumenti diversi che stiamo attivando ed erano aziende non di ottogenari, ma fortunatamente di giovani. E questo ci ha proprio veramente aperto il cuore, stiamo lavorando da parecchio su questo aspetto. Nell'entroterra si contano le cose sempre sulle dita delle mani, perché non è che parliamo di numeri, ma c'è una leggera controtendenza che effettivamente ci fa sperare bene. Quindi il ruolo di ciascuno e della comunità e di questa nuova attività che può essere portata avanti. Le cooperative di comunità purtroppo nascono, a volte muoiono, purtroppo Brigitte non ce l'abbiamo già più, però ce ne abbiamo altre che si stanno consolidando e hanno proprio un po' questo aspetto. E questi patti di comunità che abbiamo fatto, e va bene. Cambio Via è un altro progetto sempre della stessa programmazione. Il Bio di Valpe parlava soltanto dell'Imperiese, Cambio Via su tutta la regione, con la Toscana, la Sardegna e la Corsica, su questo tema della transumanza. Non so se sapete che la transumanza è diventata patrimonio UNESCO e diciamo in Toscana e in Sardegna avevano le transumanze più importanti, proprio giornate, chilometri. Noi abbiamo civiltà della transumanza molto più piccola, perché erano transumanze di vallata, dei sali-scendi, ma che hanno sviluppato però delle civiltà e dei saperi e dei sistemi di equilibrio che sono veramente molto molto interessanti. Ad esempio nell'Imperiese tutto il tema della cucina bianca, di alcuni piatti particolari che vengono proprio fuori da questo sapiente, minuzioso equilibrio in cui non si butta via niente, si tratta con le cose del territorio in maniera pazzesca. Avessi tempo racconto le raviole, ma non le racconto. E va bene. E quindi abbiamo fatto un po', ecco, queste sono tutta una serie di aziende che vedete i puntini che abbiamo intervistato una a una per cercare di capire il loro modello e come, diciamo, qual era la situazione dell'impresa dal punto di vista anche della capacità di affrontare il tema ambientale. Questo era il modello integrato, perché senza interdisciplinarità non si va da nessuna parte su questi aspetti, bisogna effettivamente essere molto, molto integrati, perché io nasco, appunto, dicevo, ho fatto scienze naturali, mi sto occupando molto più di economia che non di scienze naturali, occupandomi di sostenibilità, però il mio obiettivo è sempre quello di occuparmi di ambiente, però devo parlare altri linguaggi e questa cosa lo credevamo una volta, lo crediamo sempre di più fondamentale. E vabbè, anche i percorsi, va bene, ma questi appunto percorsi di transumanza molto interessanti, li abbiamo realizzati anche qui da noi. Formazione, questo Transumare Festival, non so se l'avete visto, anche sistemi di comunicazione tra il produttore e il consumatore per fare in modo che da un pezzo di formaggio uno possa entrare dentro l'azienda ed andare effettivamente a vedere e poi voler andare a vedere che cosa succede lassù. Questa era la disponibilità a pagare e appunto alcuni servizi ecosistemici vedete che sono stati riconosciuti e anche diciamo, con una disponibilità a pagare anche dei 7 euro al chilo sopra, per cui abbiamo anche i nostri formaggi arrivano oltre 30 euro al chilo, ma con una certa consapevolezza di sé a questo punto, non soltanto con una buona qualità, a parità, cioè, ovviamente se dal punto di vista organolettico vanno bene, ma normalmente vi devo dire che ho frequentato dei buoni formaggi in questi anni di lavoro. Ecco, un'attività un po' particolare che abbiamo portato avanti è questa anagrafe dei prati donatori per poter sviluppare anche
la biodiversità, cioè il fatto di poter raccogliere la semente naturale dei pascoli e poter quindi migliorare la qualità di altri pascoli, sempre all'interno delle ZSC. Abbiamo anche comprato una macchina, spazzolatrice, che è adesso disponibile per il Parco delle Alpi Liguri e che possiamo pensare di utilizzare, che questo ci consente di poter pensare di fare inerbimenti di zone degradate non attraverso le sementi commerciali che rappresentano soltanto l'oglietto, ma anche proprio con questo tipo di sementi. E peraltro appunto creare anche questo mercato delle sementi naturali. Anche qua non scopriamo niente, perché il fiorume era la rimanenza delle sementi che rimaneva in fondo al fienile una volta tolte le balle di fieno, e che però in allora veniva utilizzata per rifertilizzare comunque il pascolo. Ora cerchiamo di portare avanti anche questa piccola filiera. Va bene. E abbiamo scoperto che anche gli escursionisti, questo è uno studio molto interessante, 8.000 escursionisti nelle Alpi occidentali, che ci dicono che è cambiato il turismo escursionistico, quindi anche su quello possiamo pensare di fare un'offerta un po' diversa del forest bathing su cui scherzavamo prima. È diventato più allargato, più familiare, più femminile, è più lento, è meno performante dal punto di vista atletico, meno 1200 metri di dislivello, ma più magari 700 metri, però mi fermo nel borgo, cerco l'azienda e compro. Quindi per il territorio è più interessante, e quindi può essere un aspetto. Allora, se riesco ad arrivare qua. Ecco l'ultima. Quindi cosa dicevo? Abbiamo capito che c'è un valore, che i servizi ecosistemici possono rappresentare un modo diverso di fare conservazione e che c'è un valore che possiamo attribuire ad un uso sostenibile del territorio. E questo è il primo punto. Non solo, ma abbiamo scoperto anche che c'è un mercato per tutto questo che è disponibile a riconoscere quel valore. Cosa manca? Tantissimo. Tutto il resto, perché ad esempio i famosi formaggi che vi dicevo, non è che li trovate tutto l'anno, tutto sempre comunque, ne trovate 10 formaggette oggi, una domani, cioè il prodotto, il sistema, la comunicazione, l'interconnessione, l'irrobustimento delle nostre piccole imprese, la formazione, cioè c'è tantissimo lavoro da fare, ma la possibilità di costruire un modello economico di rilancio dell'entroterra a partire da un modello che serva a conservare l'entroterra, non a distruggerlo, questo diciamo che è possibile. Ultimo cosa sulla bellezza, la strategia del nuovo European Bauhaus, che si basa proprio su questo tema dell'economia della bellezza e dell'integrazione, è un'ulteriore strategia europea che ci aiuta ad andare in questa direzione. Quindi diciamo, io senza pensare di aver risolto niente, però credo che abbiamo la possibilità, abbiamo tanto da lavorare e abbiamo delle strade che cominciano a definirsi un po' meglio rispetto a quello precedente. Mi scuso della lunghezza, ma io lo so che poi faccio così. Questi sono gli ultimi progetti dell'ultima programmazione. E se volete saperne di più, martedì siamo in regione all'11° piano proprio con un convegno sul tema della comunità, dell'interdisciplinarietà e della comunità, e magari non lo so se posso mandare il programma attraverso il professor Pistarino, che se vuole diffonderlo ci farà molto piacere se qualcuno ha modo di poter essere presente. Grazie. Grazie per questo ultimo intervento. A questo punto, insomma, siamo pronti per dibattere, per le domande. Io forse vi chiederei a tutti i relatori di accomodarvi magari lì in modo che si possano fare le domande. Accendiamo magari la luce. Sì. Certo, ovviamente.
Bene, mi rivolgo prima a lui, scusa, non mi ricordo il nome. Volevo chiedere se nelle analisi dei suoli tenete conto anche della componente mineralogica, cioè la parte minerale dei suoli è abbastanza importante, diciamo. Adesso a posto? Sì. Sì, sì, sicuramente varie componenti che riguardano la parte fisica proprio del suolo, mineralogica, la biologia, e la chimica, pH e così via. Quel suolo lì che abbiamo a Parma è abbastanza argilloso, quindi è un suolo certi versi non facile da coltivare. Per esempio adesso sta piovendo parecchio e siamo un po' in difficoltà perché dobbiamo seminare appunto queste cover crops, anche il frumento, ma dobbiamo aspettare che si asciughi un pochino. Però sì, adesso non so bene che cosa intenda, però possiamo dare un'occhiata a Beh, cationi. sì, noi abbiamo fatto uno studio sulla geodiversità dei vigneti, ad esempio, e vengono a parità di vitigno, vengono vini diversi in funzione del Certo. suolo. Sì, il nostro esperimento è lì sullo stesso tipo di suolo, quei 17 ettari possono cambiare abbastanza omogeneo. Però sì, ovviamente ripetendo il nostro esperimento in altre regioni d'Italia, probabilmente poi si scoprirebbero cose nuove. Il vantaggio di avere un esperimento di questo tipo qua è che diciamo che tutto più o meno è controllato, il tipo di suolo, clima, e vediamo davvero qual è l'impatto di una gestione piuttosto che un'altra. Il prossimo step, e me lo stiamo facendo e parlando, è farlo poi anche a casa degli agricoltori, cioè farlo su scale un po' più grandi e fornire quegli strumenti che consentono a questi agricoltori davvero di iniziare un po' questa transizione. Grazie. No, niente, molto interessante. L'altra domanda è per Daniela. Uno è un appunto, perché te da buona naturalista parli solo di biodiversità, dimenticando che una risorsa, specialmente dalle Ligurie, è la geodiversità. E il Begua insegna, Certo. come geoparco inserito in un contesto internazionale. La geodiversità, tra l'altro, come dicevo prima, è anche frutto della biodiversità, quindi è un elemento che andrebbe valorizzato forse di più dalla regione. E poi accolgo questo, diciamo, è la importante sollecitazione perché tra l'altro con tutta la filiera dei geossiti che rappresentano componenti del paesaggio che potrebbe essere rapporto entroterra-costa, cioè, due cose, non è polemica ma è in funzione di quello che ho studiato negli anni, diciamo. Non pensi che una modalità per incentivare il ritorno nelle zone interne siano gli sgravi fiscali? E fa parte di quel tema del pagamento dei servizi ecosistemici, perché ci sono anche proposte addirittura di reddito di cittadinanza per chi vive nell'entroterra, sgravi fiscali, fa tutto parte di quel tema. Io, cioè, sono... Sì, vabbè, non dipende. no, va bene, ma certo, bisogna affrontarla un po' da tutti i punti di vista. Qui noi abbiamo, cioè, attraverso questi progetti, stante l'assetto normativo, perché noi dobbiamo prendere l'assetto normativo vigente, si cerca di vedere, di trovare delle leve che anche possano funzionare un po' a prescindere. Certamente che sarebbe molto utile, per carità. Devo dire una cosa, però, quel certo rialzo che c'era, che c'è attualmente nel vivere nell'entroterra, nasce un po', c'è stato questo, è molto da analizzare la questione del fenomeno post-Covid, perché sicuramente il Covid e lo smart work, che è diventato una cosa molto, diciamo, molto importante, ha un po' spostato. Certamente c'è il tema della banda larga, arriva, non arriva, eccetera, però è un aspetto che
noi studiamo quello che succede, nel senso più che poi è chiaro che la politica può decidere dal punto di vista degli strumenti. Vengono evidenziati certamente che questi sono degli strumenti utili, però è interessante l'aspetto invece del fenomeno del mercato, perché diventa un meccanismo che, a prescindere dalla politica, stante la legge, però possono effettivamente spostare e consentire dei processi positivi. E i processi positivi poi sono dei volano, perché anche è interessante quello che diceva lui, no? Che coinvolgono, loro lo fanno già, però coinvolgono altre aziende agricole, altre cose, è la sostenibilità a distanza, no? E questi fenomeni poi alla fine la realtà la fa la comunità, di cui la parte dell'amministrazione è un pezzo. Ma c'è tutto il resto, quindi l'amministrazione ha le sue responsabilità, deve fare, però è un pezzo di quello che condiziona il reale, quindi se tanto il resto si muove. L'ultima cosa, sul recupero del territorio. Ci sono delle leggi regionali che ne hai elencato alcune per le zone protette, ma ce n'è anche tante, e mi riferisco in particolare ai terrazzamenti. Le leggi attuali sono la musealizzazione del territorio, cioè in realtà obbligano a recuperare facendo secondo le tecniche tradizionali, che secondo me non è nulla di più sbagliato, cioè è quanto di più sbagliato possa essere, perché ci sono delle zone di pregio che vanno conservate, paesaggistiche, ma il resto sono pietrazze su pietrazze. Non si può, per pensare di modificare le leggi per adottare altri sistemi di recupero che ci sono a basso costo rispetto alla manualità e incentivare il recupero delle aree terrazzate. Perché ai costi attuali nessuno interviene, cioè intervengono in pochi. Sì, allora hai ragione. Allora, diciamo così che la tutela attiva ha, diciamo, degli ostacoli sia dal punto di vista di chi non vorrebbe tutelare mai, ma anche da parte di chi vorrebbe tutelare sempre. Cioè, non è che sia una linea maestra che adesso, dato che io ho detto queste cose qua, tutti quanti, soprintendenza, eccetera, siamo tutti cioè, sono dei nuovi lineamenti che stiamo cercando di portare avanti con dei dibattiti abbastanza, cioè sulla questione del bosco, di quanto il bosco sia untouchable in Liguria. È un tema, perché in realtà noi abbiamo bisogno di rimettere in moto alcuni territori, posto che poi abbiamo un vincolo che è il vincolo dei vincoli, che non ho avuto tempo di dire prima, che è il tema della proprietà, perché noi possiamo fare tutta la pianificazione che vogliamo, ma la proprietà privata del territorio oggi noi stiamo perdendola completamente, cioè stiamo perdendo contezza di chi sono vallate intere. In provincia di La Spezia, uno studio del 1900 no, scusate, sono veramente anziana, 2015, ha dimostrato che oltre il 30% del territorio ha un proprietario che è nato prima del 1903. Vuol dire che non c'è. E se qui ci interroghiamo, tutti noi sappiamo di aver avuto o di avere un pezzo di bosco da qualche parte di cui non conosciamo i termini e che non sappiamo quanti ettari è e che cos'è. Quindi questo tema di rimettere in moto il territorio è un tema assolutamente cruciale, a partire dal tema della riforma fondiaria, che non ci sarà mai perché è un tema sulla proprietà privata, che è un diritto costituzionale, tutto quello che volete, ma che non sappiamo come prendere. Un'ultima domanda al professor Bellini. Se non ricordo male, non c'è una legge che impone, perché non sono molto pratico, però, che a ogni opera idraulica, diciamo scolmatore, una percentuale non vada riversata sui versanti, per recupero dei versanti. Mi sembrava di aver letto nel sito della Protezione Civile che è possibile, io non la conosco una cosa del genere. una percentuale delle opere idrauliche. Ma opere idrauliche in che senso? Tipo lo scolmatore costa 100 euro e un euro va messo per il recupero del territorio. Che sappia, io non sono a conoscenza. Lo scolmatore prende via screma la piena e la butta in mare. Insomma, il funzionamento non è che conosco. per ricollegarmi a una cosa che hai detto prima, anche io ho avuto un'esperienza di
anch'io ho avuto un'esperienza di enogeologia, una primaria ditta che produce spumante, che non cito, no? Ho avuto un incontro con loro, così dicendo, e gli ho detto: guarda che il tuo tipo di spumante che tu ricavi dalle tue vigne dipende dal terreno di substrato, non solo. Loro analizzavano il primo strato di terra, dipende da quello che c'è sotto. Si erano piccati. Allora mi hanno sfidato, mi hanno detto: senti, noi abbiamo queste 6 vigneti nell'Italia settentrionale, avevano questi 6 vigneti. Dimmi qual è il più vicino allo Champagne. Io non ci ho messo niente. Ho visto qual è il substrato dello Champagne, quale più si avvicinava, ho individuato quello, gliel'ho dato. Mi ha detto: come faccio a sapere? E come va a sapere? Infatti mi ha detto che da quel terreno lì, con substrato uguale a quello della terra e dello Champagne, ricavavano un spumante molto simile allo Champagne, ma non potevano metterlo, allora lo mescolavano con altre cose, però in effetti era così. Da quella volta lì ho cominciato a esaminare anche il substrato e in compenso mi hanno dato una bottiglia di spumante. Non è andata male. Grazie a tutti e buonasera. Vorrei chiedere a Dario se Davines non si interessa anche, ovviamente perché utilizzo anche i prodotti, li adoro, e lo so che utilizzate anche la tematica mare, no? Avete già fatto delle... Che cosa, scusa? Mare, Mare. come sì, quindi nel senso avete anche prodotti con la tematica, shampoo, eccetera. E se avete interessi anche nell'acquacoltura di ristorazione, diciamo, no, rigenerativa, ecco, non mi Sì. veniva la parola giusta, ma Rigenerativa, acquacoltura intendi alghe alghe. marine. Guarda, al momento no, diciamo che siamo sulle piante e sul terrestre, però non è detto che in futuro, anzi adesso che me l'hai suggerito, Allora, lancio una proposta, anche la nostra proposta, perché noi lavoriamo proprio sulla tematica, siamo molto interessati, quindi... No, noi siamo molto aperti. Ecco, l'unica cosa che non usiamo in questo momento sono prodotti animali. Non usiamo niente che abbia a che fare con gli animali per motivi, non lo so, è stato deciso così per ora, ma neanche il miele o prodotto dalle api, per esempio. Però un tipo di acquacultura, diciamo, di coltivazione di alghe naturali in un contesto marino, in un ecosistema, sì, assolutamente. Io non conosco, un mio collega, lui è capo botanico del Dipartimento di Botanica di Davines ed è lui si definisce un farmagnostic in inglese, cioè è un conoscitore, è un erbolario vivente, conosce gli ingredienti, i principi attivi che ci sono nelle piante e posso chiedere a lui se conosce situazioni di questo tipo. Sono sicuro che ci siano. Interessati nel senso, siamo ricercatrice, adesso io presso l'Università di Genova, però sono anche una coltivatrice di alghe, quindi parlo proprio sapendo già che le alghe hanno tante sostanze di interesse per la cosmetica, e siamo interessate nello sviluppo di proprio dell'acquacoltura rigenerativa nel territorio, anche lancio la possibilità anche a Daniela di valutare forse, no, in futuro come Liguria, come regione, perché penso sia proprio molto adatto alla regione, la tematica è molto interessante per la regione come possibilità economica, di circolarità, eccetera, anche dal punto di vista della biodiversità di sicuro, e avere Davines come un partner sarebbe una bellissima cosa. No, assolutamente, magari poi adesso ci scambiamo i contatti e portiamo avanti questo discorso e vediamo, chi lo sa. Grazie. Grazie. Chiedo scusa, alcune considerazioni. Grazie per queste bellissime, chiamiamo relazioni. Professor Bellini, dove finisce la mala amministrazione e dove comincia l'incompetenza?
nei casi che lei ha nel corso del tempo illustrato. Ci dica per esempio, se può, che cosa Camogli, come possiamo spiegare la frana di Camogli, sotto gli occhi di tutti, compresi i bagnanti. Lei mi tocca in una cosa un po' troppo sensibile, perché se lei ha notato in tutto il mio dire, ho parlato dell'uomo. Sì, sì. Non ho mai indicato né amministrazioni, né nomi, né cognomi, compagnia bella. La questione di Camogli era una delle cose di cui mi sono occupato, che volevo trattare. Non l'ho fatta proprio per delicatezza, perché non avrei potuto fare a meno di indicare i responsabili. E si sarebbe capito, e non è mio compito fare questo. Mentre per le altre cose, come visto, sono tutte attività che si trascinano da decenni da tutto l'uomo che abbiamo tutte combinato queste cose come diverse. Quindi dove si rapporta alla sua domanda iniziale, dove finisce l'incapacità, la incompetenza, io questo non lo so. Io questo non lo so perché non lo voglio sapere e soprattutto non lo voglio dire qua. Posso definire una domanda Non è la mia. è una questione di riguardo mio verso gli altri. No, non per carità. Non sono qui a fare il pubblico ministero di niente. No, ma non è la domanda su questo, era per capire se ci sono, per esempio, come dire, delle sintesi non positive da una parte su, come dire, comportamenti amministrativi non sempre corretti o lungimiranti e al contempo se ci sono sempre delle idonee competenze per quanto riguarda certi aspetti. Di tutti gli esempi che io ho portato e altri quelli che non ho potuto esporre, di tutti si è occupata la magistratura. Di tutti sono stati individuati dei possibili responsabili. Per tutti i casi ci sono stati dei processi che hanno avuto esiti diversificati tra di loro. Per cui di più non posso dire. Una domanda per quanto riguarda Davines. Sentendo queste considerazioni mi viene sempre spontaneo pormi il problema delle quantità, perché mi sembra sia nel caso di Davines sia nel caso regionale sempre la domanda di che rapporto c'è tra le quantità prodotte in termini corretti di rispetto del suolo, eccetera, ma la domanda di certi beni e i prezzi di determinati beni. La formaggetta della Val d'Aveto, che viene distribuita a 30 euro al chilo, non sempre e non in maniera continuativa, eccetera. Come può rispondere a una domanda di una famiglia che non sia, che sia composta almeno da 3-4 componenti a reddito medio, medio-basso? E questo problema, secondo me, comunque c'è sempre. L'altro aspetto che mi sembrava di dover dire, ma è una sensazione che io ho perché non è certo il mio mestiere questo, ma mi pare che si possa dire che c'è un problema anche di tipo culturale complessivamente per quanto riguarda in particolare sia quanto detto dalla dottoressa Minetti che da quanto detto da Davide Fornara. Cioè, mi pare quasi come dire, si parla del passato, si parla delle terre che vengono abbandonate, dell'atteggiamento diffidente complessivamente negativo per quanto riguarda la popolazione dell'entroterre, eccetera. Credo che si debba pensare al fatto che siano zone dove la vita, il lavoro era un lavoro a basso reddito. Uno degli elementi che giustifica lo spostarsi, no? Anche in Cina hanno fatto così, non per niente c'è il problema anche di certe zone che non sono soltanto urbane. E c'è probabilmente anche un problema di formazione dei giovani, di tipo scolastico. Cosa vuol dire stare bene? Chiedo scusa. Noi vediamo i giovani per la strada, stare bene per una fascia consistente di giovani è una cosa.
per altri un'altra, è andare nel bosco, avere un buon rapporto costruttivo con l'ambiente naturale, fare la passeggiata nel bosco genera una reazione ormonale, e eccetera, eccetera. Le quantità, come si può intervenire per concorrere a invertire una tendenza che posso definire sinteticamente in maniera maldestra consumista? Io provo a rispondere, sono domande super interessanti, me le fanno spesso e la risposta è complessa, ma perché quelli che pongono, o che creano, che pongono le domande in un certo modo, non lei in questo caso, spesso sono anche diciamo guidati da certi tipi di interessi. Allora, concentriamoci sulla quantità. In generale, per quello che sappiamo, dando un'occhiata a studi pubblicati negli ultimi 15-20 anni ed uno studio che abbiamo sottomesso noi in questo momento ad una rivista internazionale, un tipo di agricoltura biologico rigenerativa produce in media, diciamo, con un 20% in meno rispetto ad un'agricoltura di tipo convenzionale, intensiva, basata sulla chimica. Allora, adesso dipende dal contesto, però a me verrebbe dire come primo punto da considerare, semplicemente possiamo dire che non abbiamo scelta, perché se continuiamo comunque a produrre tanto quantità di biomasse che hanno poca qualità, che contengono residui di pesticidi, erbicidi, allora da una parte stiamo riducendo la biodiversità, quindi quella comunità che ci consente di mantenere il funzionamento degli ecosistemi marini, terrestri in equilibrio. Quindi l'agricoltura influenza quella, poi influenza la nostra salute e poi è comunque un tipo di agricoltura che è molto vulnerabile ai cambiamenti climatici. Quindi già solo per questi tipi di tre ragioni dobbiamo comunque provare, pensare ad intraprendere una strada nuova. Agricoltura biologica rigenerativa, può essere biodinamica, permacultura, tutti quegli approcci che comunque seguono i processi ecosistemici naturali. Allora, se si produce un po' di meno, secondo me non è un problema nostro in Europa in realtà, ma anche qua lei troverà comunque pareri diversi e contrastanti. Abbiamo avuto un meeting qualche giorno fa e abbiamo discusso di questo. Per me una soluzione sarebbe cominciare a promuovere un tipo di agricoltura di questo tipo, associarla a nuove tecnologie, che possono essere l'utilizzo di droni, di sensori, agricoltura di precisione. La tecnologia deve entrare in questo contesto e secondo me i due si complementano molto bene. Un agricoltore che utilizza un po' di tecnologia e segue questi principi può arrivare a produrre un tipo di attività che sia profitable, come si dice? Sì, che ci guadagni, insomma. Profittevole, sì. Se poi, per quanto riguarda la nostra alimentazione, se poi pensiamo anche a ridurre agli scarti, perché comunque buttiamo via il 30% più o meno del cibo che produciamo, da quando lo produciamo su campo a quando va a finire nel nostro cestino marrone, nel compost, la combinazione di queste tre cose, biologico rigenerativo, tecnologia e riduzione degli scarti, già lì siamo arrivati, secondo me, ad un buon punto. Ci sono degli studi recenti anche su riviste importanti come Nature e Science che dicono se convertiamo o possiamo arrivare a convertire anche il 50-60% di tutte le aree agricole mondiali ad un tipo di agricoltura biologico, loro parlano di organic, biologico, è possibile farlo perché poi un altro problema sarebbe l'azoto, i nutrienti, cioè se facciamo solo organico e quindi ci basiamo sul compost, sul letame, sui liquami, poi ci servono anche gli animali, però dipende come li gestiamo poi gli animali, perché a parte che l'azoto non sarebbe sufficiente, quindi abbiamo bisogno un po' di azoto chimico comunque, però già se andiamo verso un 20, 30, 40, 50% già sarebbe quasi un miracolo. In Italia non siamo messi male, perché le aree agricole in Italia in biologico sono quasi il 20% della totalità, quasi il 20%. In Francia, Germania, siamo Spagna sul 10%,
Stati Uniti 1%, Cina stanno andando velocissimi, ma sono ancora 1-2% rispetto al totale, lo stesso l'India. Quindi se cominciamo a spostarci in quella direzione, un organico più sostenibile, e intanto diminuiamo la chimica, andiamo nella direzione giusta. Poi educazione a giovani, che spesso molti di loro vogliono rimanere in quel contesto loro di campagna, di periferia, perché vogliono fare qualcosa, allora dobbiamo aiutarli. Aiutarli vuol dire facilitare la creazione, sì, educare, qualche investimento e creare dei mercati locali. Magari la faccio troppo semplice, però io vedo molto bene la soluzione sono le filiere corte o cortissime, cioè una comunità di agricoltori che riesce a vendere in un raggio di 50-100 chilometri, cioè quella sarebbe una soluzione. L'ho sentito dire da parecchie persone, anche da un australiano a terra madre 2 anni fa, ho partecipato a un dibattito, l'australiano ha messo in piedi 5 persone, ha detto, venite fuori dal pubblico, li ha messi in piedi, tu sei l'agricoltore, tu sei quello che vende, tu sei quello che processa, e alla fine fa, io penso che per risolvere ha tolto i 3 in mezzo e ha lasciato l'agricoltore e il consumatore quasi. Quindi, però poi ci sono delle dinamiche complesse, no? È per quello che non è facile, perché poi ci sono i grandi supermercati, poi ci sono quelli che appunto vendono i pesticidi, gli erbicidi, i fertilizzanti sintetici, poi ci sono i politici che magari spesso non... Poi ci sono altri che hanno interessi, però andando in quella direzione, secondo me, quindi educazione, qualche investimento, qualche legge magari che favorisca questi agricoltori, sarebbe la direzione giusta, però io vedo sempre la mancanza di questa azione, ovunque sia stato manca sempre, però come dicevi tu, magari cominciando a creare il mercato, cominciando a creare, se il mercato va, il mercato funziona, allora poi le cose... Noi nel nostro piccolo abbiamo portato ogni lunedì, adesso organizziamo un mercatino in Davines, facciamo venire 5-6 agricoltori locali, abbiamo voluto fare questa cosa, tutti i lunedì vendono le loro cose biologiche per vedere se funziona. Noi siamo 1000 dipendenti, qualche lunedì funziona meglio, qualche altro funziona meno bene, ma solo per testare come va, e magari se lo facessero altre industrie, da Barilla, lì in zona ce ne sono tante, c'è anche Credit Agricole, la banca sono 1000 dipendenti, magari si crea un mercato in questo senso. Insomma, è complesso. Visto che mi ha chiesto, sì, penso, allora, la questione della sostenibilità, al di là dell'essere ineludibile, come dice lui, perché poi effettivamente è il sistema, è l'altro sistema che non funziona, non è quello che funziona. E oggi sempre di più, allora, la sostenibilità, come dicevo prima, ci crediamo o non ci crediamo, ma funziona se noi portiamo delle soluzioni migliori a dei bisogni che invece avevano trovato delle soluzioni più banali. Oggi si parla tanto del lavoro povero, al di là del fatto che ovviamente bisogna fare in modo che non sia più povero questo lavoro, che nel senso che la gente che lavora possa mantenersi, però è sempre più frustrante certe modalità di lavoro anche per i giovani, tant'è che infatti quelli che abbiamo, magari le imprese nuove che abbiamo, ne abbiamo diverse di ragazzi che vengono magari da Milano a fare l'agricoltore sui nostri monti e partono e hanno magari questa propensione alla tecnologia, al fatto di inserire gli elementi. In Francia il pastore è un lavoro per giovani che hanno il loro stipendio e se ne vanno tranquillamente a casa alla sera, hanno la fidanzata, fanno le loro cose, però poi fanno anche questo lavoro in campagna che gli piace molto. Da noi è rimasto un po' con una modalità troppo, no, attaccato all'animale e basta. Ma perché? Perché c'è un problema di sistema economico, che là le aziende si sono consociate, quindi riescono ad avere dei dipendenti. Noi, quelle 40 aziende, se avessi modo di potervene parlare, il fatto di avere un dipendente è una cosa che si mettono le mani nei capelli per la complessità che c'è, eccetera, e anche per un certo tipo di approccio. Allora dobbiamo fare un modo di costruirlo. Questo tema poi della comunità, anche questo, cioè
la parola secondo me qui è valore, no? Allora, anche sul tema della solitudine oggi dei giovani, dell'insicurezza, cioè della fragilità, oggi è un tema drammatico, noi ci passiamo sopra così, però in realtà stiamo tirando su una generazione che ha dei problemi molto importanti. In contesti più piccoli in cui c'è modo di poter avere delle relazioni sociali, umane, oltre che quelle digitali, che devono mantenersi per forza, ma che però a cui associare dell'altro. Quindi non è detto che ci sia soltanto un basso reddito lassù, proprio perché se noi aumentiamo il valore per il consumatore di questi elementi, di questi prodotti, alla fine quel lavoro là potrebbe essere molto meglio retribuito e di più di soddisfazione anche sociale che non quello invece di lavorare in un call center a basso prezzo o andare a portare le pizze ecco. Allora, ecco, ovviamente parliamo di numeri piccoli, quindi il tema dei numeri è corretto da dire, vediamo come evolve. Però io, diciamo, adesso ormai sono 25 anni che mi occupo di sostenibilità, ho visto un'evoluzione su questi aspetti, tendiamo sempre ad essere molto pessimisti, ma oggi noi respiriamo e mangiamo e abbiamo dell'acqua molto migliore da tutte le parti rispetto a quello che avevamo negli anni 60 e 70. Cioè, e perché c'è stato un cambiamento. Ora vediamo se poi anche su questi fenomeni, perché poi ci sono delle accelerazioni che noi non riusciamo a prevedere. Il Covid ha dato uno slancio almeno alla cornice media molto importante. Noi abbiamo dei prezzi immobiliari sulla costa che rendono impossibile la ricollocazione dei nostri giovani a Genova ancora, ma sulla costa è assolutamente impossibile per una famiglia giovane collocarsi. Quindi sono spinte che comunque vanno un po' in direzione differente, va un po' studiato e come diceva vanno agevolati. Se noi riusciamo a creare un contesto favorevole per questo, insomma, possiamo avere qualche speranza. Sì, grazie. Sì, c'ero. Allora, intanto ringrazio i tre conferenzieri che sono stati esaustivi in un modo eccellente, degli interventi interessantissimi, milioni di domande, però avrei una domanda a testa per ognuno. Comincerei dal professor Bellini. E lasciamo perdere per un momento le falesie e così via, e invece ci ha mostrato dei casi molto preoccupanti, perché diciamo eclatanti ma preoccupanti. Uno era, vabbè, il Bisagno, diciamo la risistemazione dell'alveo del Bisagno nella parte coperta, che è stata finita pochi anni fa, e poi invece il torrente Chiaravagna, che invece piccolo piccolo sembra che abbia fatto guai a non finire, compreso poi io un lontano ricordo addirittura di un palazzo. Chiedevo esatto, se ci poteva illustrare un pochettino questa storia, non dico dall'inizio alla fine, sarebbe troppo lunga, ma almeno per i tratti, perché me ne manca una parte, è egoista. Allora, Poi la storia del palazzo sul torrente Chiaravagna è una storia tipicamente all'italiana. Si parte dal 1951, quando un ardito geometra fece domanda al genio civile idraulico per dire: faccio una copertura perché sopra ci metto un cinema. Allora hanno detto: vabbè, andava tutto bene, metti il cinema. Quando ha avuto l'approvazione idraulica e ha avuto l'approvazione per fare il cinema, è andato in comune e diceva: senti, faccio una variante, non faccio il cinema, faccio un palazzo di 6 piani, vabbè, una variante. Dopodiché ha finito questa cosa, erano tempi in cui c'era fame di casa, nel giro di un anno ha venduto tutti gli appartamenti ed è scomparso. No? Per cui c'erano questi poveri condomini che hanno acquistato tutto questo e grazie anche a notai compiacenti della parte idraulica non se ne parlava minimamente. Va bene? A un certo punto il Ministero delle Finanze da Roma si è accorto che qui era stato truffato, cioè nel senso che aveva fissato un canone di concessione per il cinema, poniamo 10, mentre per un palazzo così il canone doveva essere maggiore. Per cui ha chiesto ai
condomi, oh, mi devi pagare più canone. Cos'è sto canone? I condomi sono caduti dalle nuvole, cos'è sto canone? No, no, no. Ed è iniziato un contenzioso durato 40 anni fra il Ministero del Partito Idraulico, se ne fregavano tutti. No, mi devi di più, no, io cosa c'entro? 40 anni è durato. Dopo 40 anni è stabilito una legge, una sentenza ha stabilito che quel palazzo era dello Stato per uso Cappioni. Va bene. Allora, però ovviamente c'è stato l'appello, ricorso, insomma, andavano avanti in questo modo. Nel frattempo, di sotto c'era sempre questo passaggio del tutto insufficiente. Va bene? Quindi sono andate avanti in questo modo. Esce il piano di bacino, esaminano tutto, cioè, l'unica soluzione è demolire il palazzo, perché lì sopra non si può allargare, non si può rendere più capace, bisogna demolire il palazzo. I condoni dicono, come? Capisci? E allora ha annunciato un'azione legale di resistenza, perché dice, ma cosa c'entriamo noi? Dice, noi l'abbiamo comprato, abbiamo l'atto notarile, cosa compriamo noi? Intanto c'era uno studio dentistico, si erano sviluppati, cose dicendo. Quindi è iniziato tutta una cosa di trattative di questo genere, e mentre continuava la trattativa il Caravagna si è stufato e ha detto adesso vi faccio vedere io. E nel 4 ottobre 2010 è arrivato giù con una piena di legno, tutto avete visto cose via dicendo, e il palazzo ha svolto il suo ruolo determinante nell'esondazione del Caravagna, che è uscito fuori da tutte le parti, ha lasciato lì tutto il legno, così via dicendo. A questo punto i condomini hanno capito che la situazione diventava difficile, è venuta la regione, è venuta la protezione, si sono messi intorno a tanti tavoli e finalmente sono arrivati ad una soluzione. Cioè no, non è arrivata a nessuna soluzione. Perché dice, buttare giusto il palazzo costa 7 milioni di euro. Ho capito, chi ce li mette? I condomini dicono, noi no, anzi, noi dove ci mettete? Dove ci mettete? Cioè, qui è stata una discussione che è durata anni, no? Dopo l'alluvione, finalmente la protezione civile d'Imperio ha detto, basta, si butta giù, no? Allora, protocollo, i condomini, dice, troviamo una collocazione, no? Vediamo appartamenti similari in un raggio non lontano, perché c'erano anche delle attività commerciali, c'era un'attività dentistica, insomma, dice, i miei clienti, se mi sbattete a San Pier d'Arena, i miei clienti E allora per fortuna nel frattempo era stata messa a nuovo la ex manifattura tabacchi, non so se qualcuno sa dov'è, vicino alla Fincantieri, lì c'erano appartamenti liberi e la buona parte di questi si è sistemata lì, non troppo lontano, e il palazzo trionfalmente è stato buttato giù dalla protezione civile con un fondo specifico della protezione civile. Fine della storia, durata 60 anni. Davvero interessante. No, ma questa povera gente viveva sul torrente. I primi 2 piani, no, avevano riempito i muri di buchi per far uscire l'umidità, perché sopra il torrente respiravano il torrente. Ma non sopra, tanto, rasente il torrente, povero. Grazie. Allora, invece la domanda per il dottor Fornara è questa. A un certo momento ha parlato di certificazione ROC. ROC è l'acronimo rigenerazione organica, eccetera, eccetera. C'è un grado di formalizzazione o è una sperimentazione che voi fate? Forse ero distratto, ma mi interessava un po' questo. Sì, no, è una certificazione che è stata proposta qualche anno fa e che negli ultimi anni sta andando bene, nel senso che si può andare sul loro sito, noi comunichiamo con loro regolarmente e si vedono tanti puntini rossi in tutto il mondo di agricoltori che si sono certificati così. Magari in India ci sono diversi agricoltori che coltivano il cotone adesso e hanno ottenuto questa certificazione ROC, quindi è accettata a livello internazionale. Ecco. Allora, l'organismo si chiama ROA, Regenerative Organic Alliance, che è stata creata da Rodale Institute, da Patagonia e da Dr. Bronner. È una certificazione privata, sì, quello l'avevo detto prima, sì. A me era sfuggito. Ecco, no, certificazione privata che esiste, che noi seguiamo perché è accurata, il protocollo, eccetera,
E ne esistono anche altre, esiste quella di quelli che fanno l'agricoltura biodinamica, che è la Demeter, per esempio. Noi usiamo questa perché ci sembra, almeno per ora, comprensiva. E molti agricoltori lo stanno seguendo. In Italia ci sono degli enti certificatori come l'ICEA, come altri, che sono stati autorizzati da questa ROA a mandare i loro ispettori nelle aziende agricole per verificare il protocollo. Grazie, quindi è ben strutturata. È ben strutturata, sì, sì, sì. Poi c'è tutto il tema delle certificazioni che non... però in realtà ne esistono tante, spesso confondono anche gli agricoltori, che diciamo cosa facciamo, quale scegliamo, anche il biologico ha perso un po' di, non interesse, ma di validità, perché poi magari non tutti lo fanno come dovrebbero, vabbè. Un altro punto che volevo dire prima sono i consumatori. L'unica cosa che manca ancora sono i consumatori, l'educazione dei consumatori, quelli che vanno a comprare poi i prodotti per capire perché ne beneficiano, se cercano, se identificano e comprano alcuni prodotti piuttosto che altri. Allora, l'ultima domanda, se non mi sparate, per la dottoressa Minetti. Allora, tu hai parlato di una curva diciamo, demografica nella parte montana che è in ascesa, diciamo in moderata, un moderato ottimismo, esatto, un moderato ottimismo. Ho detto che ha smesso di precipitare, ecco. che è più o meno stabilizzata, con qualche... Ecco. E la mia domanda era questa, semplicemente. Dato che lo spopolamento delle campagne, vabbè, a parte il lavoro duro di campagna e così via, ci ha portato tutti quanti verso la città perché c'era, diciamo, più facilità di servizi e così via, i bambini da mandare a scuola, ad esempio, voglio dire. Il fatto che ci siano delle aree che si stanno valorizzando molto attraverso i parchi, attraverso le bioculture e così via, e anche una certa spinta necessarie per edilizia di cui hai accennato un attimo fa, se diciamo che i servizi hanno seguito questo trend, non so, ho reso l'idea. Interessante. Sì, sì. Allora, quando si parla di entroterra, normalmente si comincia dicendo tutte le cose che mancano. E in effetti è così, cioè andando via le persone, poi alla fin fine, andando via la massa critica, poi alla fin fine, e allora via le scuole, via le strutture sanitarie, e poi la banca, e poi la posta, e le strade comunque difficile l'accesso, cioè facciamo tutto l'elenco, normalmente si parte sempre così, parliamo dell'entroterra, allora tutte le cose che mancano. In realtà quello che pensiamo e che abbiamo visto è proprio in combinazione, vi dico, ne vengo da un convegno 2 settimane fa a Triora, proprio su questo aspetto. Triora è uno dei borghi più belli d'Italia, che ha una progettualità pazzesca ed è molto, molto cresciuta, hanno bambini, stanno inventandosi la qualunque, anche proprio per la questione della scuola. È certo che è tutto poi più difficile. Certamente che se si riesce a dare valore effettivamente a quella qualità ambientale, se quella qualità ambientale diventando valore diventa economia, perché il pane di Triora, conosciamo tutti il marchio, e adesso proveranno a fare delle piantagioni con il grano della tosella, che io ho imparato a essere una varietà, e la comunità del cibo, con la cucina bianca, e comunque quelli della pecora brigasca, insomma ci sono e poi tutta la storia delle streghe. Allora, se si crea un'economia e quindi più famiglie, cioè più giovani possono andare, si crea una famiglia, invece di avere 3 bambini, cominciano ad essercene 5, 7, allora una classe si può cominciare a fare, allora cioè tornano anche un po' i servizi. È chiaro che bisognerebbe cioè, riuscire ad andare di pari passo. È difficilissimo dare i servizi se però poi la massa critica non c'è, perché c'è un tema economico che è quello che poi le scelte sono di tipo politico, ma è anche di risorse, per cui se costa troppo, ormai si sono già inventati tutto, che lo scuola bus poi diventa però l'autobus per fare il taxi a chiamata, e poi diventa, cioè, però poi più di tanto non si riesce.
Io credo, da naturalista, credo, non lo so, e quindi in modo incompetente, che però se cresce un po' l'economia e quindi anche un po' la società, poi i servizi vanno dietro perché è la comunità che se li deve, cioè, ne ha bisogno, cresce la domanda e ha la possibilità anche di poterseli mantenere. Se partiamo soltanto dal fatto che quelli mancano, non credo che, cioè non è che se c'è se c'è la scuola ci va una famiglia di più, se c'è del lavoro che allora ci va una famiglia di più, poi arriva anche la scuola. Ecco, io penso che doverla interpretare un po' così, poi non so, può darsi che sbagli, ma Grazie. certo, però tu prova a comprare, se sei una famiglia nuova, giovane, prova a comprarti una casa a Chiavari o prova a comprartela a Carasco. E lì c'è un'azienda agricola molto interessante. Bene, se posso, Ah, ce n'è anche una laggiù. ormai siamo più rimasti in pochi. Comunque In- mi associo a quanto detto dal collega, vi ringrazio della vostra partecipazione e di quanto ci avete raccontato. Quello che vorrei fare sono delle osservazioni da semplice spettatore. Io non mi intendo di nessuna di quelle cose di cui avete parlato, e quindi io, ascoltando voi tre, sono passato da sensazioni spiacevoli e di rabbia, sentendo il professor Bellini, perché in 40 anni non si può ancora adesso dire che non è stato fatto niente, perché è una vergogna veramente, se è così, io credo che sia così. Perché perché i problemi sono anche nati non solo 40 anni fa, ma anche 10 anni fa, 20 anni fa. E quindi questo mi ha creato una situazione veramente di... Vorrei precisare, non è che non si sia fatto niente, attenzione, attenzione, perché nel 2015, con 3 alluvioni in 4 anni, qualcuno a Roma ha detto, porca miseria, forse questi genovesi hanno dei problemi idraulici, forse. E il governo di allora hanno messo a disposizione 300 milioni di euro, però mi fate vedere i progetti. Gli sono stati fatti vedere i progetti e sono stati finanziati coi tempi nostri. Il progetto dello scolmatore è stato approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 2008. Noi avevamo già il progetto, è stato finanziato nel 2015, siamo riusciti solo ad appaltarlo nel 2020. No, oggi quel cantiere è arrivato quasi al 20%. Doveva essere consegnato il cantiere ad aprile 2024. Quella è una telenovela di cui io so i particolari, che se volete vi racconto. Quindi finirà nel Quindi 2006. è stato fatto qualcosa, ma No, ma poi no, a parte di quello sono state, cioè molte cose sono state fatte, cioè una certa cosa sono state fatte lungo il Chiaravagna, è stato fatto qualcosa, cioè, ma è talmente elevato il debito che abbiamo che pagare qualche piccola rata non cambia la situazione drammatica di cui dicevamo, capisci? È talmente elevato in questo senso. Allora, perché lo scomatore non è finito? Beh, lo sapete, non è finito in quanto è stato affidato da Invitalia, che è una società dello Stato, quindi non è stato fatto dalla regione, dallo Stato, è stato affidato ad un gruppo di aziende, la cui capofila ha ricevuto dopo 6 mesi un'interdittiva antimafia. Allora hanno dovuto bloccare i lavori per 3 mesi. Dopodiché adesso riprendiamo, ne è arrivata un'altra dalla Procura di Salerno e hanno dovuto di nuovo interrompere. Poi sono andati avanti. Quindi si è procurato un ritardo. Attenzione, questo appalto prevedeva che una buona parte, quasi la totalità dello scolmatore, che è lungo 7 chilometri, fino adesso è a zero, no? Adesso è a zero, 7 chilometri, doveva essere scavato dalla famosa talpa. No? Sapete quelle cose? Sì, no, aspetta. E infatti era previsto che
Ora, la talpa non è uno strumento che si acquista, è uno strumento che si affitta, perché è una macchina lunga 100 km, ti serve oggi e poi non ti serve più. No, tu la affitti, poi la riaffitti. E allora l'avevo prenotato questa macchina, ma con questi ritardi dovuti alle interdittive antimafia, quando sono andati là, si hanno detto, non c'è più la macchina, l'abbiamo già data. Allora, porca miseria, dice, allora la compriamo. Ha fatto una ricerca di mercato, dov'è che costava meno? In Cina, benissimo. Allora compriamo questa macchina in Cina, l'hanno ordinata, l'hanno fatta cose, così via dicendo. Quando doveva partire è scoppiato nel Mar Rosso un po' di cose e dice, il cinese ha detto non passiamo di lì perché si stirano un razzo su sta macchina, costano miliardi, no, non ne parliamo neanche. Dobbiamo fare il giro sotto l'Africa. Benissimo. Allora invece che 10 sta macchina costa 12. No, tu mi avevi detto 10, me la devi portare a 10. E siamo rimasti a questo livello. Allora il cinese ha fatto come un vecchio arabo, ha caricato la nave, cioè la macchina tu l'hai smontata in una nave, l'ha messa in un porto cinese e gli ha detto tu dare soldi, io te dare te venire e te dare, se no non arriva. Il povero assessore Giamperdone, che è implicato in questa cosa qui, ogni 3 mesi deve trovare delle scuse per rimandare. Ma quando arriva questa talpa? Continuano a chiedere. E lui rinvia. Adesso pare che l'abbiano portata, ha detto l'ultima volta che arriverà a metà dicembre. Speriamo in Gesù Bambino, cosa devo dirti? No, comunque io come semplice cittadino, Sì, ripeto, io resto incavolato e resto veramente arrabbiato di quanto tu hai detto e i problemi che esistono, che ovviamente non sono regione, comune, è il complesso, il sistema politico, quello che vuoi, però voglio dire, se noi abbiamo dei problemi locali qui, siamo cittadini, e siamo anche cittadini del mondo, e quando andiamo a votare pensiamoci un po', prima di tutto. Va bene, va bene. Andiamo a leggere i programmi. Andiamo a leggere i programmi. Va bene. Comunque, va bene. Gli altri 2 interventi invece mi hanno sollevato. Perché? Allora, il progetto da Vines, devo dire che è un bellissimo progetto, credo che non sia l'unico, ce ne sono altri, ne hai citato anche altri, e sicuramente è una buona, dà una prospettiva di futuro che possa permettere di risolvere i problemi, per esempio, dell'alimentazione. Però ti faccio la domanda opposta. Noi abbiamo miliardi di persone che devono mangiare, come facciamo a farlo con il tuo sistema? Allora, ci sono comunque, ovviamente c'è un problema di rendere compatibili le due esigenze. L'esigenza di migliorare l'uso del territorio, migliorare l'agricoltura e quindi fare in modo che non si creino danni più di tanto, e nello stesso tempo poi ottenere cibo per le persone, in modo da sfamare popolazioni che non sono solo quelle che vanno su a comprare la formaggetta della Val d'Aveto. Quindi ci sono però anche altri modelli, no? Le colture idroponiche, l'utilizzo di altri sistemi, per esempio nelle serre in cui vengono coltivati, io penso adesso al basilico, scusa perché sono ci sono le serre, hanno la terra, strati di terra stratificate, questi cestelli, e vengono fatti crescere in queste parti. Quindi penso che ci siano anche altre possibilità che possono associarsi a quella che tu hai proposto, che tu hai. Assolutamente, sì, sì, ci sono, in realtà dobbiamo sempre le soluzioni, la soluzione non è una, ma è una serie di soluzioni, di strumenti a disposizione. L'idroponico o colture coltivate all'interno di edifici, di strutture adeguate, va bene anche quello, se per produrre lattuga, basilico, altre derrate, altre verdure che possono soddisfare il bisogno magari di grandi città, perché no? Anche quella potrebbe essere parte della soluzione. Poi ci sono tutta una serie di problemi anche su quello, però certo. sì, assolutamente. E poi magari non cambiare tutto subito, no?
servono comunque degli incentivi, dei finanziamenti pubblici che adesso vanno in una direzione sbagliata, magari appunto vanno a quelli che usano la chimica, che producono queste cose di bassa qualità che ci mangiamo, intanto prendono anche i sussidi che dovrebbero andare invece magari a... Cioè, quindi insomma Sì, è ovvio che entrano in gioco altri problemi, esatto. altre difficoltà. E il secondo intervento che mi ha sollevato è sentire appunto l'esposizione della dottoressa Minetti, che però è una funzionaria della regione. Come nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. No, dico, no, le dico una cosa su questo. Voglio dire, quello che mi chiedo, lei ha detto tutta una serie di cose estremamente interessanti, belle, eccetera, ma secondo me, le chiedo, i suoi vicini di un altro assessorato della giunta lo sanno quello che fate e quando legiferano lo sanno cosa fate voi, quali sono le vostre proposte, perché lei ha detto una serie di cose estremamente importanti, nuove, innovative, ma se poi non trovano riscontro... Ma allora, dunque. Grazie, poi ho finito. Grazie comunque. No, certo. Guarda, ormai lavoro in regione dal 98 e dopo 13 anni infatti prima e in effetti sono abituata al fatto che mi si dica questa cosa. E sono stata fortunata io entrando in regione, primo perché appunto sono entrata e abbiamo cominciato a occuparci di sviluppo sostenibile in un settore che era appena nato, con un'amministrazione che credeva nello sviluppo sostenibile. E dopodiché siamo andati avanti e lo sviluppo sostenibile si fa attraverso l'Europa. E quindi io sono diventata, diciamo, un'esperta di progettazione europea e quelle cose che vi ho fatto vedere sono. E questo però ci ha consentito di poter sperimentare cose e non avere, diciamo, un'attività di mandato per cui fai questo nell'ambito di un alveo politico di indirizzo che ovviamente tutti rispettiamo in quanto è il nostro lavoro. Io, come dicevo prima, l'amministrazione è un pezzo della comunità, cioè tutto il disastro che descriveva Bellini. Il disastro che descriveva Bellini non dipende soltanto dall'amministrazione, dipende dal fatto che la comunità dal dopoguerra in avanti prima ha voluto costruire, voleva case, poi ha voluto un modello economico di un certo tipo e tutti noi abbiamo partecipato a costruire quel modello economico, non è che ci siamo sottratti e adesso dobbiamo pensare di costruirne un altro, di cui noi siamo un pezzo. Allora io credo che sperimentare e avere delle buone pratiche come Davines o trovarle poi sul territorio, dare voce a quelle pratiche e promuoverle, poi alla fin fine fa muovere. E dal punto di vista dell'amministrazione dico che fa muovere molto di più qualcheduno che si muove dall'esterno e chiede alla politica, perché la politica poi deve dare soddisfazione al territorio, pensa perlomeno di dare soddisfazione al territorio e alla parte del territorio a cui si rivolge di più, ovviamente. E allora se il territorio comincia, cioè se c'è un cambiamento, una richiesta, allora poi anche la politica crede, molto di più che se non la piccola funzionaria Daniela Minetti dice guarda che ho scoperto una cosa carinissima, è molto interessante. Quindi ecco, io credo che noi il tema della formazione, della crescita, della consapevolezza della società, e io trovo che la società oggi come oggi sia un po' più consapevole, cioè, o per carità, ci sono diciamo tendenze molto, molto diverse, ecco. Però più abbiamo buone pratiche da poter dimostrare e più anche poi l'amministrazione poi andrà in una direzione, in direzione migliore, ecco, perlomeno questo. E devo dire che io quando ho vinto per caso il concorso di regione, i miei colleghi mi dicevano ma vai in regione, ma figurati te. E io invece devo dire che ho trovato tanta bella professionalità in regione e tanta gente con cui poi ho lavorato anche molto bene, anche con gente con cui ho lavorato molto male, ma tendenzialmente, soprattutto nella parte tecnica, devo dire tecnici molto, i consulenti fantastici,
Ma tanta bella professionalità, tanta possibilità anche di fare, che fa sì che poi un mestiere un po' grigio come quello della pubblica amministrazione in realtà ti dia anche la dimensione del fatto che hai un po' di possibilità quasi in più di cambiare, cioè, attraverso il tuo lavoro, di un pezzettino di mondo, e se tu hai il coraggio di portarlo avanti diventa un lavoro anche interessante, più di quello molto interessante che mi piaceva quando facevo anch'io il consulente povero prima di entrare in regione. È questo. Sì, il cambiamento deve essere un po' quello che dobbiamo perseguire attraverso la cultura, e qualche cambiamento effettivamente dobbiamo dire che c'è. Siamo stati una civiltà un po' così. Indubbiamente continuiamo ad essere una società che va lenta nel realizzare le cose, però i processi culturali e sociali vanno più veloci. Tante volte l'amministrazione e la politica sta molto indietro, è dietro rispetto a quello che succede. E quindi se intanto succede è meglio. Prego. Io credo che ci sia ancora qualche domanda. Allora, vorrei chiedere al professor Bellini, ci ha raccontato i disastri che fanno i nostri rivi, i genovesi, i liguri. Noi stiamo andando verso una situazione di cambiamento climatico molto importante. Quindi mi aspetto che nei prossimi anni la situazione peggiori anche di molto, no? Rispondo? Sì, allora, sì. Il cambiamento climatico c'è, però attenzione, il cambiamento climatico non è tale da provocare i problemi, li rende più frequenti e forse più intensi, ma la situazione andava già da sola. Sì, verso le cose. questo Quindi, per esempio, no, nel senso che cioè, piove allo stesso modo, ma piove in modo diverso. No? Cioè, la quantità annuale è la stessa, però piove in modo diverso. Quel calendario a cui accennavo prima, che le piogge sono concentrate all'autunno, non è detto, perché a volte abbiamo anche dei grossi eventi piovosi a maggio. Ne sa qualcosa l'Emilia Romagna, no? Quindi è possibile. Ma in Liguria fino adesso è. Però non si può dare la colpa sempre solo al cambiamento climatico, che spesso è usato come scusa. Restiamo con i piedi in terra, vediamo com'è la situazione. Il cambiamento climatico può influenzare, ma solamente per accelerare e intensificare i problemi. Però i problemi ci sono comunque. Data domanda velocissima alla dottoressa. Io ho visto una slide e ho visto un dato che mi ha un po' stupito, ecco, che negli anni, adesso me li ricordo dal 2003, 2005, 2015, cosa dire, quindi circa 10 anni, la superficie forestale, chiamiamola così, è aumentata da 22.500 a 400.000, o sbaglio, ho letto male? E adesso non mi ricordo il dato preciso, però comunque sì, c'è stato un aumento. Noi siamo la seconda regione boscata e le fasi di abbandono del territorio, diciamo, hanno riguardato, diciamo, dagli anni 70, 80, 90 ancora molto abbastanza a precipizio. È imponente, è veramente imponente. Questo punto è ovvio che poi dipendano i problemi legati ai famosi muretti, tutto il sistema, ma con questi numeri evidentemente certo. ci può essere. Vorrei dire una cosa, però io ho questo inguaribile ottimismo e quindi devo dire una cosa su quello che dicevate prima. È vero che i cambiamenti climatici cioè, rendono diverse le piogge, però intensificando i fenomeni, diciamo, vanno incontro a quel tema della memoria. Perché se l'ultima alluvione che abbiamo avuto è quella del 1970, si pensa che il Bisagno, poi no. Se invece abbiamo il 70, poi abbiamo avuto diverse altre, poi c'è il 2011, 2014. Allora, se queste cose diventano che ogni 2 anni ce n'è una, il tema di quella parola della memoria, no? Che sembrava che stesse soltanto nei tempi geologici, invece diventa nei tempi reali. E quindi credo che muova di più verso la soluzione dei
dei problemi, mentre quando dice vabbè adesso però poi non succede più per un sacco di tempo, possiamo stare tranquilli, allora diventa più tranquillo. Che ci siano alluvioni all'anno, così siamo a posto. No, 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 ma dico che negli ultimi quella ce la ricordiamo, essendo che ci ricordiamo che c'è una precipitazione importante, oltre 100 mm al giorno, eccetera, così ravvicinata, la mossa a fare credo che sia un po' più intensa di quella inerzia che abbiamo visto. Perché il tema della politica, chi era che lo diceva prima non mi ricordo, ma è una questione di scelte e di priorità. Allora, i soldi ci sono, poi adesso mai come tante adesso, però, però ha scelto dove metterli in termini di priorità. Se questa la vivi come una priorità, ce li metti subito, se invece no, non funziona. Attenzione. Manteniamo il pessimismo. Le priorità è un conto. Noi, quando se c'è un'alluvione, ci sono i danni, subito interveniamo, vediamo i soldi e poi via. Poi ci si dimentica. Ma guarda che è quel rivo che ha provocato sta roba. Vabbè, pazienza, provocherà un'altra volta. Quindi non abbiamo la continuità degli interventi. Dobbiamo, come ho detto più volte prima, ogni rivo se lo deve guadagnare la sistemazione. Deve fare danni, vittime e allora lo sistemi. No? Quindi infatti il problema del Bisagno, il Bisagno era sconosciuto, è diventato più noto in Europa nell'alluvione del 1970, che ha fatto 46 morti. Va bene? Allora è diventato il più studiato d'Europa. Venivano da tutte le parti per studiare questo Bisagno. No? Dal 70 a fine secolo siamo stati a discutere che cosa fare. Il governo da allora, con quell'alluvione così disastrosa, aveva messo a disposizione dei soldi. A questo punto si è ritirato indietro perché gli amministratori locali non sono stati in grado di trovare una soluzione. L'ha trovata solo nel 2000. Nel 2000 ha trovato la soluzione, dice adeguiamo la copertura per quanto possibile, facciamo lo scolmatore. Quindi, perché prima invece si parlavano di soluzioni di vario genere, scoprire il Bisagno, insomma, fare deviatori, insomma, tante altre cose. No? E quindi ci abbiamo messo tutto questo tempo qui. Nel frattempo il Bisagno esondava. Quindi la memoria l'ha stimolata, sto povero Bisagno. No, però i discorsi gliene succedono tutti i colori. Guarda la telenovela dello scolmatore, poveretto. Insomma, cioè, voglio dire, però, per cui quello che ci vuole è ci vorrebbe, è una continuità operativa fase per fase, ecco, non solamente quando si è stimolati. Ecco. E sul fatto della memoria tendiamo tutti a dimenticare, così via dicendo. Tutti, ma poi il bello è che tutte le volte veniamo sorpresi da queste cose. E veniamo sorpresi. Nell'ultima alluvione, 2014, non è stata data nemmeno l'allerta. Siamo stati sorpresi. 5 giorni fa, se pioveva ancora mezz'ora, avevamo l'esondazione. Il Bisagno è arrivato a livello di guardia. No? Per fortuna ha smesso di piovere. Se pioveva ancora mezz'ora, eravamo qui a discutere di nuovo, a rinnovare la memoria, che avevamo un'altra esondazione. Grazie. La signora voleva... Sì, io avevo una domanda per la dottoressa Minetti, che ringrazio per la sua relazione. Forse non ho sentito, ma mi pare che non sia stato parlato di cooperazione, cioè questi posti dell'interno che hanno un'economia un po' traballante, diciamo, perché giusto la formaggetta che si fa, non si fa, un giorno sì, due no. I liguri non sono portati, soprattutto i liguri dell'entroterra, a cooperare, però ci sono esperienze. Proprio recentemente ne ho sentita una sulle risaie in Piemonte. Un proprietario illuminato ha deciso di fare il biologico nelle sue risaie e ha bussato ai vicini, parlo di ettari perché poi le risaie sono grosse, e ha messo insieme un gruppetto. Saranno 10 proprietari, però vuol dire qualcosa di più di uno. E quindi loro vendono con beneficenza, insomma, quindi hanno i loro canali, cosa che i coltivatori liguri non credo che possano permettersi cose del genere. Però se riuscissero a consociarsi, cioè a fare battage, il vicino fa la stessa cosa e allora un impiegato serve a 2, serve a 3, serve a 5, sarebbe una soluzione.
La regione riesce a patrocinare qualche azione del genere oppure è una battaglia persa perché siamo in Liguria? No, allora, battaglia persa no, però è una delle attività del progetto Cambio Via del scorso e di quest'anno. Quando ti facevo vedere l'elenco delle aziende che abbiamo intervistato, noi abbiamo chiesto proprio questa cosa, no? Perché la maggior parte sono piccole aziende che noi chiamiamo one man band, perché della serie, allora, il lunedì mungo la mucca, il martedì faccio la ricotta, il mercoledì preparo il formaggio, giovedì carico il furgone, venerdì vado a vendere, nel frattempo partorisce la mucca, nel frattempo vado a fare il fieno, cioè testa bassa e non tiro mai sulla testa, non prendo dipendenti perché assolutamente impossibile, solo il marocchino nero però nascosto nella perché sennò guai. Ecco, questo modello qua, fortunatamente non sono anche tutti così, però tanti sono così. E tu quindi gli dici, ma scusa, perché non ti metti, c'hai il vicino lì così, almeno il furgone, ne fate uno e andate a vendere insieme. E ti rispondono, qui non c'è la mentalità. Ma tanti mi hanno risposto, qui non c'è la mentalità. Dopodiché, in Val di Vara, dove io ricordo sempre che siamo andati, appunto sempre negli anni '80, a vedere la valle che moriva, col gruppo dei naturalisti quando facevamo le settimane dell'Ain, a studiare il territorio, con la Pila Barbieri, eccetera, e guardavamo questa valle che era destinata alla morte certa. Poi lì arrivò il sindaco Caranza, fece il Borgo Rotondo e nacque la cooperativa Carni e diventò la Valle del Biologico. E quella Valle del Biologico ebbe anche la fortuna, perché le sfighe poi a volte invece ci hanno dato il positivo della medaglia, che scoppiò la mucca pazza e cominciò ad esserci la coda davanti alla macelleria della carne biologica di Varese Ligure, che peraltro era una carne dura come una pietra, perché non avevano ancora le tecniche di finissaggio che adesso hanno messo su, ma che all'epoca però tutti andavamo a comprare la carne lì perché avevamo paura della mucca pazza per i bambini. E quindi lì è nata la cooperativa carni, la cooperativa latte ed è andata avanti bene. Allora io quando andavo dalle aziende dicendo ma perché non ti metti insieme con un altro, che Val di Vara sono contenti e non se ne andrebbero mai. E loro ti hanno detto no, ma quelli là sono un po' emiliani. E ho detto vabbè, allora stacchiamo e arriviamo. Un'azienda di quelle che mi hanno detto qui non c'è la mentalità, un gruppettino va all'Estura, quando è successo col Covid, e noi tra l'altro abbiamo messo a disposizione la FILS che facesse formazione, supporto, proprio per la questione questa. E durante il Covid c'era il fratello di uno che era a casa perché non poteva andare a lavorare e gli ha dato una mano. Insomma, questi hanno fatto una piccola rete di vendita perché nessuno più andava su a comprarsi la roba. E quindi c'era quello che faceva capre, quello che faceva mucca, c'è quella che c'ha tra l'altro lo yogurt che ha vinto il secondo premio italiano di qualità, se non lo sapete, Vattura in Valle Stura. Poi c'era il panificio e la macelleria di Tiglieto, hanno messo su 5 aziendine, facevano questi pacchi e hanno cominciato a portarli a Genova e hanno una piccola rete di impresa, un modulo Google in cui tu compri ogni pezzetto, ogni cosa, 5 aziende, 5 scontrini nel pacco, cioè quindi la rete di impresa proprio molto così. Però è partita ed è andata, quindi di necessità virtù. Ci sono le cooperative di comunità, avevo citato Brigitte, non ce l'ha fatta, cooperativa Borghi Sparsi a Sant'Olcese invece sembra che stiano andando piuttosto bene. È la strada, perché noi dobbiamo comunque salvaguardare questa dimensione piccola della piccola azienda, ma migliorare un po' proprio il management e la gestione. E qui io torno in casa di altri perché non è casa mia, però io voglio studiare l'ambiente e i pascoli, ho bisogno di cercare questi strumenti. E tant'è che infatti nel nuovo progetto Cambio Via Pro abbiamo potenziato l'azione di formazione che però non è formazione frontale, ma formazione in coaching proprio alle aziende. Quindi vengo lì e ti spiego quello che ti serve a te, che tu mi dici, e nel frattempo vediamo che cosa si può fare. E la questione della cooperazione, comunque sia della rete di impresa, semplice, modulo Google, 5 scontrini, non importa, però comunque sia l'interazione è abbastanza fondamentale. Questa della frammentazione della piccola e bello non è più vero, della piccola e media impresa, questo è un problema che discutono Confindustria, eccetera, non me lo faccio io, però è una delle azioni su cui ci stiamo provando perché fa proprio parte del problema. Però bisogna tener conto che noi liguri siamo individualisti, la parola cooperativa non fa parte del nostro vocabolario.
I liguri dell'entroterra sono ancora peggio. Abbiamo degli esempi clamorosi. Voi tutti sapete cos'è l'Ardesia, no? Tutta la Valle Fontana Buona ha sempre vissuto sull'Ardesia. L'Ardesia è arrivata ad avere una posizione mondiale, di fornitura mondiale, ha fornito miliardi a tutti gli Stati Uniti, insomma, aveva una posizione mondiale. E formalmente si erano riuniti in un consorzio, formalmente, di fatto ognuno spiava l'altro e godeva dell'insuccesso dell'altro e pregava dell'insuccesso dell'altro e ciascuno faceva una cosa con l'altra. Io sono stato una volta convocato da due produttori di Ardesia perché volevano affidarmi una ricerca. E io dico, vabbè, vengo, dov'è il vostro ufficio? No, l'ufficio no, ma ci siamo incontrati al bar della stazione perché non volevano che si vedesse un geologo che andasse negli uffici perché allora c'è qualcosa che non andava bene. Dopodiché mi ha mandato in Valle Argentina e ho trovato le Ardesi della Valle Argentina. Questi sono andati là, hanno preso tutte le concessioni, erano in due e che non ci venga nessun altro. Proprio dopodiché l'hanno continuata a coltivare vendendola sempre come Ardesia della Fontana Buona, ovviamente, perché Ardesia della Fontana Buona ha un richiamo storico e cavata fin dall'800, prima dell'anno 1000. Insomma, quindi questa nuova, chiamiamo così, anni 70, dopodiché hanno iniziato una concorrenza tra di loro, che questa pietra regina della Liguria, diffusa in tutto il mondo, attualmente sta decadendo. Tutte le imprese, le aziende stanno chiudendo, le più piccole non ne parliamo, le più grandi si scontrano con l'altro. C'è chi va in Brasile, compra dell'Ardesia perché costa poco, ma non è Ardesia, la vendono come Ardesia qua, fanno l'Ardesia colorata, rossa, verde, che non ha nessun senso, le studiano una con l'altra e poi dopo si sono fatti fregare decisamente, perché sono andati in Brasile, dove la manodopera non costa niente, e hanno cominciato a cavare questi tipi di Ardesia. Poi ho detto, vi insegniamo noi, e hanno portato giù i nostri macchinari là per lavorare. Questi li hanno anche copiati in un anno, dopodiché gli hanno detto, grazie, non abbiamo più bisogno di voi. Quindi si sono tagliati il mercato in Brasile. Allora sono stato il concorrente, cosa ha fatto? È andato in Cina, figurati, in Cina dopo mezz'ora avevano già la macchina nuova. E quindi il mercato è stato proprio portato via dalle mani liguri e per essere diffuso fra Cina, Brasile, cose del genere. Stanno chiudendo tutte le società di Ardese della Liguria. Quindi questo proprio per non stare assieme. Perché io sono più furbo di te, no, attenzione, non solo più capace, sono più furbo di te. E quindi ti è andata male? Sono contento. Questa era la nostra filosofia. Quindi fare delle cooperative cose è difficile. Poi bisogna stare attenti ad andare là quando se gli parli in genovese ti rispondono in un certo modo, se gli parli in italiano, quindi nell'entroterra è così, Nell'entroterra, io quando ho cominciato a fare il geologo, andavo in giro nell'entroterra a fare rilievi, io sono di famiglia toscana, parlavo italiano e questi qui mi guardavano e dicevano, non so mica dov'è quella roccia, no, qui non ce n'è, non ne pria, non ce n'è roccia, non ce n'è. Vabbè. Allora mi sono fatto un corso veloce di genovese, sono stato là, parlavo un genovese stentato, lei però non è proprio di Genova, vuol bere qualcosa? E mi davano tutte le informazioni che volevo, tiravano fuori lo sciroppo di sambuco, tu devi andare a bere, cose del genere, perché parlavo, se parlavo italiano, non è niente qui, non è niente. Quindi siamo fatti così, è inutile. È il nostro, per certi aspetti è un pregio, per dire, per certi aspetti però è anche un difetto. Difetti perché noi abbiamo un'altra specialità, i nostri difetti li riconosciamo, ma non li diciamo, li nascondiamo sotto il tappeto, però ci sono. Siamo proprio, forse spazio proprio per un'ultimissima. Sì, buonasera. Volevo chiedere alla dottoressa Minetti se nelle politiche regionali per caso c'è spazio anche per quelle marine. Allora, certo che c'è. Siccome non le ha citate. No, non le ho citate perché noi ci occupiamo della biodiversità terrestre. E quindi sì,
No, sì, è vero, però il nostro settore si occupa delle aree marine protette con cui abbiamo, diciamo, un ruolo soltanto di coordinamento perché le aree marine protette sono nazionali, ma il mare è gestito dal Dipartimento, sì, perdonatemi, ma è complicata, l'organizzazione non sempre ha delle cose illuminate, è al Dipartimento Ambiente, però del mare ce ne occupiamo. Tendenzialmente anche noi abbiamo seguito alcuni progetti sul tema dei servizi ecosistemici anche dal punto di vista marino, ma noi non abbiamo competenze specifiche, mentre sull'entroterra qualche cosa di più possiamo possiamo agire, mentre col mare lo facciamo insieme ai nostri colleghi dell'ambiente, del settore tutela delle acque, insomma, marino-costiere, della dottoressa Fasci. No, no, per carità, è che purtroppo adesso aspettiamo la prossima riorganizzazione. Cioè, ogni amministrazione che arriva poi ci colloca, ci sposta un po' più in qua, un po' più in là. Quindi noi come struttura parchi ne venivamo dall'ambiente, ora siamo all'agricoltura, nati alla pianificazione, quindi proprio, vabbè, sono cose che succedono. Noi manteniamo una coerenza. Comunque, niente, si immagina. A questo punto farei un ultimo applauso, un ringraziamento.